Grazie di essere presenti a questo incontro, ma che è anche un convegno, visto non solo il numero dei relatori, la loro alta qualificazione, ma anche il tema. Mario Morasso, scrittore militante, una persona davvero particolare. Io non sono una esperta in storia della letteratura, ma insomma mi pare di aver capito da quel poco che sono riuscita a leggere che sia davvero un personaggio che possa offrire spunti anche per il presente. Personaggio combattivo che vive una prima fase della sua vita, come dire, in termini da protagonismo, o se ho letto bene, alcuni lo hanno paragonato, non so se ha ragione o torto, come molto vicino a certi approcci nicciani, ma poi quindi teorizza, tra virgolette, la positività dell'imperialismo, dell'aggressività anche fra gli stati, ma poi la prima guerra mondiale rappresenta anche per lui una cesura molto importante. E alla luce della tragedia umana e umanitaria che questo primo conflitto bellico comporta, avrà, se ho ben inteso, una profonda e importante così, modificazione, grande mutamento della sua vita. I relatori, il professor Tongiorgi, che è il primo che parla, vero? Ecco sì, perché non lo conoscevo prima, che è docente all'Università di Genova e che si è a lungo occupato di storia di illuminismo e di cultura dell'età napoleonica, e in ambito novecentesco sono importanti gli studi sul rapporto fra letteratura e industria su Svevo, su Bontempelli, su Sinisgalli. Seguirà l'intervento di Pierluigi Ferro, che ha esordito come critico letterario, è stato collaboratore del Ponte, della rivista Il Ponte, ha molto indagato su Gian Pietro Luccini e recentemente ha curato la ristampa del poemetto Profezia di Mario Morasso, proprio con uno studio molto ampio di cui probabilmente ci darà questa sera, come dire, un importante riferimento. Sara Gregori è una dottoranda in filologia e linguistica italiana e romanza nella nostra università. Il progetto di ricerca intorno al cui lei sta lavorando è relativo all'allestimento dell'edizione critica e commentata della Accademia di Gian Pietro Luccini. L'ultimo relatore, solo in ordine progressivo, è Stefano Verdino, un nostro accademico. Le sue opere, i suoi studi sono tutti noti. Mi piace ricordare che ha curato per i Meridiani Mondadori l'opera poetica di Mario Luzzi, edizioni di lettere e testi dispersi di Montale e Caproni, la sua ultima opera, Versi in scena del 2022. Ho citato solo pochissimo, ma tanto per aiutare in qualche modo a collocare, fra virgolette, i relatori. Do adesso la parola al professor Tongiorgi, prego. Grazie. Sì, direi di sì. Direi di sì. Allora, io comincio, Stefano, va bene? La Grecia in questo momento grida ai popoli: giù le armi fratricide, abbasso i rancori, attendiamo a migliorare la mente e la fibra, la vita è bella, ma per gustarla occorrono forza ed ingegno, l'avvenire sta nel lavoro, nell'arte e nello sport. Sono parole di Eugenio Costamagna, che è uno dei fondatori della Gazzetta dello Sport, neonata, potremmo ben dire, che il 17 aprile celebrava le prime Olimpiadi moderne, quelle di Atene del 1896. Al giornalista quei giochi
parevano un bel segno della rinata concordia tra le nazioni. Le società occidentali, impolverate, estenuate da una concorrenza senza limiti, potevano forse sperare, così ancora Costamagna pensava, in un nuovo rinascimento. La vita non poteva limitarsi ad una lotta fra popolo e popolo per soverchiarsi, fra uomo e uomo per demolirsi. Si voleva vivere realmente, il passato aveva rovinato la nostra fibra, ebbene occorreva ricostruirla. A questo si doveva pensare, nella fibra soltanto stava la forza dell'avvenire. Difficile, ovviamente, con il senno di poi dargli ragione. Ma Costamagna, al netto del suo ottimismo pacifista, aveva colto una novità sostanziale. Alla gara sportiva la modernità stava assegnando sempre più imperiose valenze ideologiche. Chi non aveva dubbi sul punto era proprio Mario Morasso. Per lui addirittura si poteva paragonare la Terra a un'immensa pista dove si svolge una corsa furiosa, interminabile. Corsa, quante altre mai salvifica questa evocata, in primo luogo sotto l'aspetto sociale, dove altro si sarebbero potute incanalare le forze esuberanti, scrive Morasso, dei giovani, l'energia di una generazione per tanti versi frustrata. C'era stato un tempo in cui l'esercito, la guerra, poi i viaggi, le conquiste coloniali, le esplorazioni erano state capaci di contenere questa tensione, avevano saputo, sto continuando a citare, servire come sfogatoio a temprare le anime e i corpi in vista di un serio cimento. Adesso tutto è scomparso, ma fortunatamente, commentava tranquillizzante Morasso nel 1905, la macchina è arrivata in tempo. 5 anni dopo, nel forse che sì, forse che no, le vicende di Paolo Tarzis e Giulio Cambiaso avrebbero dato ragione a Morasso. Anche la loro amicizia sarebbe nata sul ponte di una nave da guerra, cementata nell'inferno dei battelli sottomarini e quindi nel gioco estremo del viaggio avventuroso in terre incognite fino alla decisione finale che li aveva portati a rivolgere, scrive D'Annunzio, il senso statico delle 3 dimensioni verso il cielo per trasformarsi ancora, stavolta vestendo i panni ambiti di recordman del nuovo sport estremo, prima che il campo di slancio sia invaso dal pollame, cioè dai molti trabiccoli strepitosi che non riuscivano mai a staccarsi dal suolo. Dalla guerra al record sportivo, dunque, e viceversa, ci toccherà aggiungere sempre con il senno di poi. Morasso del resto sul punto non aveva dubbi, persino le rivendicazioni sociali, così tese, potevano essere assorbite nella tensione agonistica. È noto, scrive, come molti giovani ricchi si siano dati all'anarchismo, divenuto per un momento di moda, come uno sport fra le classi signorile e disoccupate. Anche l'arrischiare la pelle può essere un bisogno, può diventare un'abitudine e quando non si può più farlo per la buona causa, lo si fa per una cattiva e magari per gioco, lanciando una bomba. Un processo, comunque lo si volesse intendere, senz'altro irreversibile. Si proibiscano pure le corse, spiega ancora Morasso. Nulla si influirà sulla fatale vicenda delle cose, né impedirà che un giorno, forse prossimo, parlando della strada insanguinata, si dica: qui l'uomo moderno ritrovò lo smarrito eroismo dei padri. Ancora suonavano paradigmatici i recentissimi versi di Maya, e specialmente quella preghiera a Erme, tutta tesa a santificare il nuovo eroismo che avevano essi pure colpito Morasso.
la gara che tu proteggevi nelle fulve palestre divora le vie strepitose. Gli uomini dalla mascella belluina e dal mento di selce masticano l'ansia qual foglia amara dall'oro. La volontà reca intrecciati a sé il dominio e il piacere, come i serpi al tuo caduceo. Un bel record, insomma, poteva con successo sostituire persino l'hashish, dice Morasso, la morfina, la droga allucinante. Con un bel record si santificava la vittoria del singolo sulla massa, si celebrava l'individuo solo contro l'unità anonima, indifferenziata della specie umana. Perché, certo, l'agone sportivo poteva assorbire le spinte eversive di qualche giovane ricco, annoiato, confuso e dedito perciò alla dinamite, ma l'atto eroico dello sportman non poteva che essere elitario e nella sua essenza profondamente antidemocratico. La funzione più alta del governo, scrive ancora Morasso, si è quella di provvedere alle sorti degli infimi. Tolstoi toglie a Napoleone il merito della vittoria ad Austerlitz per concederlo a qualsiasi ignoto fantaccino. I massimi giornali italiani profondono bensì quattrini per aver colonne di dispacci sul movimento operaio in questo, quel paese, sul congresso cattolico, socialista, ma quale fra essi ha speso un soldo per farsi telegrafare i particolari dell'eccelso viaggio aereo del pallone automobile l'UBD? Quale articolista ha sentito e citato il suo ardore dinanzi a questo maestoso miracolo dell'intelligenza umana e si è dato la pena di scrivere poche righe di elogio per il nuovo trionfo dell'uomo? Ovviamente qui Morasso si faceva prendere un po' la mano e bleffava. I giornali, e non solo quei pochi specializzati che cominciavano a nascere, offrivano ormai a piene mani notizie sugli eventi sportivi mirabolanti ed estremi, e il pubblico era avido di leggere. E del resto, stesso D'Annunzio, notoriamente uno che anticipava i gusti dei lettori, non aveva forse offerto nel piacere il racconto di una sfida nella quale Andrea Sperelli aveva umiliato il povero Giannetto Ruotolo, dedicando Tibi Ippolita Semper la vittoria a Donna Albonico? Si correva allora a cavallo e in palio c'erano gli auspicati favori di una bella signora. L'ippologia, avrebbe comunque commentato ironico Morasso, con buona pace della sociologia, psicologia e antropologia in cui tutti i letterati si credono competentissimi, era allora ancora la scienza più amata dai romanzieri. Però ormai tutti smaniavano per l'impresa sportiva estrema. Persino Pascoli, da Angelo Orvieto chiamato in causa come spietato cacciatore e invitato al rispetto dei miseri uccellini, aveva risposto more suo sul Marzocco del gennaio 1900: tu dunque non sai il danno che mi rechi, io mi era appigliato dei rami dello sport a quello che solo mi si offriva e tu rompi il ramo e mi fai cadere nell'abisso, nel rigagnolo della volgarità. Come potrò piacere alle dame e perciò alla gente senza un po' di sport? Che lo sport è ormai necessario allo scrittore, o più dell'ingegno, più dello studio, e anzi si può quasi dire che la letteratura sia essa tutta uno sport. E con un affondo finale in verità meno facetto si dichiarava disposto ad offrire il suo fucile da caccia persino ad una fiera di beneficenza, ma solo il giorno in cui sarà approvata una ragionevole ed efficace legge di protezione di quei veri poeti, veramente alati, che cantano e amano all'antica e non sono snob. Una risposta da donnetta inacidita e pettegola, scrisse Piccato D'Annunzio, che sentendosi a ragione chiamata in causa non la prese per niente bene. Del resto, mentre lui a cavallo ancora arrischiava il suo bel cranio contro le straccionate della campagna romana,
Pascoli avrebbe, a suo dire, primeggiato soprattutto in un'altra attività cinnica, essa pure di qualche nobiltà e tradizione, quella di centellinare il fiasco. Inutili screzi, si intende. Si ricorderà piuttosto che mentre Luigi Barzini, ancora una manciata di anni dopo, avrebbe fatto clamore con il suo reportage del Raid Pechino-Parigi, la stessa industria meccanica si accingeva a promuovere il racconto epico delle imprese sportive, che ad esempio spesseggiano anche sulla rivista Fiat fin dal suo primo numero nel 1913. Morasso è certamente fra i primi in Italia a riflettere distesamente su questi temi. Ad esempio, la ricerca del record gli appare come il solo modo in cui l'uomo possa spiegare le sue tendenze alla conquista e al dominio, esaltare il suo eroismo, compresso come egli è oggi da ogni parte, e riacquistare le qualità quasi smarrite del dominatore e dell'eroe. Il solo grandioso spettacolo di energia in cui si esplichi la massima tensione della volontà e si dimostri il più alto coraggio virile, represso dalla democrazia. Energeia, come dice D'Annunzio con questo accento, l'energica, la 10ª musa d'annunziana, ancora cantata in Maya, quasi ignorata, dice il poeta al suo apparire, ma portatrice invece di una primavera improvvisa. Anche su questi versi, sappiamo, Morasso rifletté a lungo. E pazienza che di lì a poco quella invocata divinità si sarebbe prestata a sostenere ben altre e terribili imprese. La 10ª musa, scriveva D'Annunzio nel 1915, ha tessuto il nostro nuovo destino. Gli uomini conduttori della nazione hanno obbedito a un ritmo apollineo, hanno tradotto in atti un carme fatidico. Nella indolente età della democrazia si erano comunque sviliti e qualcuno addirittura aveva chiesto di abolire i belli spettacoli incitatori dell'energia che anche Morasso aveva per tempo invocato. Mentre venivano unicamente lodate, esaltate, incensate in ogni guisa la temperanza, la mitezza, la rinuncia, l'untuoso asservimento alle convenzioni. Ma finalmente, scrive ancora Morasso, le nostre gare sportive sono state dalla macchina rese 1000 volte più pericolose e più tragiche che non i tornei dei cavalieri medievali e le corride. Si rinnovavano i mezzi, il cavaliere si era mutato in pilota, ma restava il fascino della sfida eroica alla morte. Questa sì si potrà ragionevolmente commentare, davvero antica, con buona pace di Morasso, il quale in effetti scrive pagine stilisticamente meditate per raccontare alcuni incidenti fatali ed è persino virtuoso quando protrae il periodo ogni oltre limite convenzionale per omaggiare il sacrificio in gara del famoso allora conte Zborowski, oppresso il saldo cuore da una misteriosa tristezza ed ogni eroe alla vigilia della sua più alta impresa porta in sé un'ombra di mestizia, forse non gli era apparsa mai così enorme la potenza oscura che egli doveva dirigere infallibilmente. L'uomo della velocità, l'uomo che aveva l'amore calmo del pericolo, salì tremando sul suo trono di ferro e con quel re che come quel re che sorpreso da subitanea paura della battaglia gittò via l'elmo e spremò a sangue il cavallo portandosi prima all'assalto, così il conte Zborowski impugnò il concavo volante della sua macchina poderosa con la mano finemente inguantata di bianco e stimolò con tale furore tutte le ardenti energie del mostro che esso, con uno slancio prodigioso a meno di 400 metri dalla partenza, si avventava con una velocità di 106 km all'ora in salita aspra. E la morte è sempre eroica, mentre il corpo, pur nello sfacelo,
mantiene intatte le sue forme essenziali, già in vita intimamente solidali con il mezzo meccanico e ora quasi indivise nella sorte dal corpo senz'anima. Il corridore vi urtò dentro, ristette un istante e poi, sbalzato di sella come un proiettile, andò a battere parecchi metri lontano contro lo steccato con un urlo tremendo, donde rimbalzò esanime con le braccia aperte, povera materia bianca, greve, inerte sulla pista. Dall'uomo atterrato colava sul cemento cinereo un rivolo vermiglio di sangue, dall'ordegno infranto un rivolo infiammato di benzina. I due congegni portentosi, quello umano e quello meccanico, si vuotavano del loro intimo vigore, il sangue e il fuoco. Pagine che, ritengo, D'Annunzio avrà avuto presenti nel descrivere la morte in gara di Giulio Cambiaso, che però assume, con l'intonsa lanugine fulva e l'aureola meccanica, sia pure spaventosa, che gli incornicia il viso, una evidente imago Christi. Come i rottami furono rimossi, districate le sarti e sollevate le tele, apparve il corpo esanime dell'eroe. L'occipite aderiva alla massa del motore per modo che i 7 cilindri irti da lette gli facevano una sorta di raggiera spaventosa, lorda di terra e d'erba sanguigne. Gli occhi leonini erano aperti e fissi, la bocca era intatta e tranquilla, senza contrattura alcuna, senza traccia d'ambascia, coi suoi puri denti di giovine veltro nel fulvo della barba fine come la nugine. L'arteria della tempia, recisa da un filo d'acciaio con la nettezza d'un colpo di rasoio, versava un rivo purpureo che riempiva l'orecchio, il collo, la clavicola, le cellette sottostanti del radiatore contorto, un pugno semichiuso. Morasso è certamente interessato, non vorrei dire esaltato, ma lo dico, dalla morte in gara, dall'incidente fatale. E le pagine in cui si sofferma sul dramma sportivo sono anche stilisticamente tra quelle più elaborate della sua scrittura giornalistica. Per la narrazione, che l'ansia del ricordo indimenticabile renderà appassionata ed enfatica, la tormentata strada vermiglia diventerà come un agone leggendario, come uno di quei mitici territori sconvolti da qualche sovrumana febbre bellicosa e che servono ancora nella lucentezza delle rupi corrusche, nell'atteggiamento delle zolle minacciose, l'impronta tragica della catastrofe, come un oceano improvvisamente indurito per i secoli nell'istante della tempesta. Del resto, l'età della macchina poneva nuove sfide anche al narratore, che si dipanano, oltre che sul piano delle idee, anche e soprattutto su quello della rappresentazione. In un saggio poi raccolto nella Nuova Arma, il punto di vista è finalmente quello di chi sta al volante durante la corsa sfrenata, il quale nella velocità che inebria si lascia indietro gli oggetti e le cose come risucchiate, immerse nella nuvole di polvere sollevata dalla macchina dove sembra dissolversi il mondo. Passano visioni piccine, fuggenti, negli orecchi rintronati, non giunge in mezzo al fragore della corsa che un indistinto vociare di spavento. L'uomo ci appare come una minuscola e lenta vita. Per un attimo ancora, dentro al vortice pulvurulento, discerniamo agitarsi forme umane, forme di animali, di cose, in atteggiamenti congitati e convulsi, in atto di sbigottimento, di disperazione, ma vaghe come fantasmi nella nebbia fitta, poi più nulla. Difficile, in questo caso, non pensare al prossimo controcanto pirandelliano, ironico, dei quaderni di Serafino Gubbio, dove i due punti di vista, quello di chi rimane a terra, per dirla con Montale, e quello di chi è salito sul mostro che mangia la strada, sono sapientemente alternati, un passo celebre. Un lieve sterzo, c'è una carrozzella che corre davanti, po. Chi è? La tromba dell'automobile la tira dietro?
Ma sì, ecco, pare che la faccia proprio andare indietro, comicamente. Le tre signore dell'automobile ridono, si voltano, alzano le braccia a salutare con molta vivacità tra un confuso e gaio svolazzio di veli variopinti. La povera carrozzella, avvolta in una nuvola alida, nauseante di fumo e di polvere, per quanto il cavalluccio sfiancato si sforzi di tirarla col suo trotterello stracco, seguita a dare indietro, indietro, con le case, gli alberi, i rari passanti, finché non scompare in fondo al lungo viale fuori di porta. Scompare? No, che? È scomparsa l'automobile. La carrozzella invece, eccola qua, che va avanti ancora, pian piano, col trotterello stracco, uguale del suo cavalluccio sfiancato, e tutto il viale par che rivenga avanti pian piano con essa. Avete inventato le macchine e ora godetevi queste consimili sensazioni di leggiadra vertigine. Ma Morasso sapeva anche benissimo che ogni gara smuoveva interessi economici importanti, che ogni vittoria rappresentava una chance imperdibile per fortificare la fortuna di un'azienda e che dunque ogni record altro non era che la celebrazione dell'industria che aveva messo sulla pista la macchina. E proprio per questo volle visitare una fabbrica e soprattutto provò a suo modo a raccontarla. La vittoria non è che il frutto sicuro matematico della più accurata preparazione. Essa non si può più strappare con un impulso subitaneo e temerario, con un sacrificio eroico in ultimo, ma deve essere metodicamente conseguita a grado col più possente e perfetto lavoro di ogni giorno. E non vi è slancio tardivo che valga a supplire la minima mancanza in questa preventiva elaborazione. Ed io ho voluto vedere da vicino, con i miei occhi, come si compie questa opera mirabile e tenace, come si forma questo formidabile veicolo su cui i corridori si lanceranno alla veemente contesa sulle pacifiche strade della terra. E però parecchi mesi prima della corsa mi sono recato a visitare una delle più stimate fabbriche italiane di automobili. Morasso vuole assistere alla stupenda creazione della macchina, vedere svilupparsi in riposo il loro possente organismo. Mentre io guardavo il vasto cilindro argentino infisso sull'apparecchio che lo torniva all'interno con infallibile esattezza, mentre io stava contemplando attonito quell'opera vigorosa e precisa, quasi regolata dal più esatto dei cronometri, che distaccava dalla dura ghisa tutto all'intorno una striscia sottile e lucente che poi si attorgeva a spirale, mentre io ero intento a spiare l'effetto di quella carezza incessante e mordente della inflessibile punta dell'acciaio che levigava le concavi pareti del cilindro, non ritornando mai sul cammino fatto, non ripassando mai 2 volte sulla stessa linea e pur non lasciando mai un interstizio tra i suoi giri successivi, così da rendere la superficie liscia, incisa, pulita e pura come se neanche il più lieve soffio l'avesse lambita, mentre io assisteva estatico a quel lento prodigio che si compiva con la fatalità irresistibile, la mia guida mi diceva: osservi lo spessore del cilindro, è stata ridotto al minimo. Noi abbiamo ottenuto così un motore leggerissimo, ma della cui resistenza siamo sicuri. Tutto lo sguardo è volto all'oggetto che si sta formando. Nemmeno un indugio sull'opera dei lavoratori, sul rumore, sulla fatica sfiancante. Ma questo della visita in fabbrica è un tema notoriamente delicato, per quanto in specie affardata dal secondo dopoguerra di una certa fortuna. Quella di Morasso è comunque una visita precoce e dunque anche per questo particolarmente interessante. Marinetti, è noto, avrebbe promesso di cantare le grandi folle agitate dal lavoro. Si recò in visita al Lingotto e anzi numerose foto lo ritraggono felice come un bambino mentre sfreccia con una macchina non mai da altri guidata sulla rampa di prova. Da mettetrucco posta con ardita concezione proprio a copertura del nuovo stupefacente edificio industriale.
ma non raccontò mai gli operai al lavoro. Nessuno dei suoi artistici sguardi parla dei luoghi della produzione. Prima di lui, Bontempelli, giornalista embedded durante il primo conflitto mondiale, avrebbe visitato alcune fabbriche riconvertite a produzione bellica e avrebbe provato futuristicamente a descrivere le macchine industriali all'opera, ma a prevalere anche in questo caso è la reticenza, un po' perché era obbligato al segreto di Stato, un po' perché anche lui evidentemente provava qualche disagio di fronte al lavoro operaio. Nel nuovo assetto meccanico del mondo, celebrato da Morasso fra i primi, dell'homo faber, quello anonimo, destinato al lavoro, non il costruttore del proprio mito, evidentemente si perdono fin da subito le tracce. Grazie. Ringrazio Duccio Tongiorgio per questa bellissima apertura iniziale su Morasso, che appunto dove noi vediamo la pragmatica dell'egoarca, del teorico dell'egoarchia, proprio in questo rapporto con la macchina, lo sport, il record, la possibilità di superare il processo della società di massa che lui avverte attraverso appunto quegli strumenti meccanici che proprio la stessa società di massa gli consente di utilizzare, no? Per cui anche il finale della visita in fabbrica senza cioè con gli oggetti, tutto concentrato sull'oggetto, ma senza appunto l'alienazione, la fatica operaia, eccetera, quella che poi avrebbe immortalato Chaplin 20 anni dopo, è significativa. Nello stesso tempo è davvero di rilievo questo personaggio che aveva così catturato subito un nuovo modo ed è stato il primo a trasferire questo mondo in parole, in linguaggio sostanzialmente, no? Pensando in effetti a quelli della sua generazione degli anni 90 dell'Ottocento, i primi del Novecento, che cosa non avevano visto? L'automobile, l'aereo, il cinema, tutti gli sviluppi legati di questo tipo, però per noi in Italia certamente Morasso è appunto, come diceva Duccio, uno dei primi. Grazie. Grazie. Poi vedremo. Quindi, come vedete, il personaggio è piuttosto interessante. Vi ricordo che appunto Morasso, lui nasce a Genova nei Vicoli e poi la sua vita appunto poi si svolge, si laurea in giurisprudenza nel nostro Ateneo e poi la sua attività giornalistica lo porta appunto prima a Venezia, poi a Napoli, poi a Milano, ma la Liguria è sempre rimasta molto legata alla sua vita e alla sua morte, anche perché lui aveva una villa a Varazze da cui derivava la famiglia e appunto e morì, diciamo, di infarto dopo aver guidato da Milano a Varazze appunto il 1° novembre del 1938 e a Varazze è sepolto. Do la parola a Pierluigi Ferro, tangenzialmente anche lui varazzino, Sì. Varazze che appunto la Varazze curiosamente che nel primo Novecento, insomma che tra fine Ottocento e primo Novecento è la città di Morasso e di Lucini per certi versi, due autori che appunto a Pierluigi sono molto cari. Lui ci parla di Mario Morasso e il Marzocco, la celebre rivista, in particolare legando alla novità dei rapporti epistolari tra lui e i direttori Fratelli Orvieto e poi anche Enrico Corradini. Prego. Grazie. Allora, in un trafiletto intitolato Parole belle, il Marzocco, in un numero del novembre 1896, dà notizia, per elogiarlo, di un articolo del Morasso che viene indicato col titolo Nel regno della morta, apparso sulla Gazzetta di Venezia, presso la quale Morasso lavorava come redattore dal 1895. La Gazzetta di Venezia viene indicata come uno dei rari giornali politici italiani che si occupino spesso di letteratura ed arti.
e chi si occupava di queste cose soprattutto, e non solo, ma soprattutto era Morasso, appunto. Questo articolo di risvolto, oggetto dell'elogio, era uscito sulla Gazzetta di Venezia nell'ottobre del 96, in realtà con un titolo lievemente diverso. Si intitolava Nel mondo della morta e consisteva in una denuncia della, dice Morasso, passeggera prostrazione della lirica italiana contemporanea, che al giovane Morasso appariva preda di una pletora di dilettanti borghesi e dell'impero inerte dei vecchi fossili della stagione tardo-romantica. Stagione estenuata, sentimentale, nel suo esiguo arsenale, l'espressione ancora di Morasso, di organini sdrusciti, melodie stonate e sdelinquimenti a base di tè, di gigli, di donne pallide, di donne pietose, giardini scialbi, proposte a un pubblico che non comprendeva nulla della nuova poesia, ossia del simbolismo, di cui Morasso esalta soprattutto la poetica delle maschere, che discende dalle Fête Galante di Verlaine e ha, ad esempio in Lucini, un interprete importante. Dice: maschere d'uomini che ne esprimono sempre uno solo, specie di generalizzazioni fatte già dall'osservazione popolare e confermate dall'arte, cui si aggiungono le figure leggendarie, semplici, come i potenti desideri che simbolizzano. Quindi, dopo la deprecazione di tutta la letteratura che discendeva, dice Morasso, dall'acuto grido romantico nato dalle febbri politiche avanzo dell'infausta rivoluzione, quella francese naturalmente, con la sua iperbolica parata dell'io sentimentale, ma la deprecazione coinvolge anche gli algidi edifici di cristallo del parnassianesimo, a cui seguirà, dice Morasso, l'assurdo poetico del naturalismo, i cui autori sembrano scrivere per le bambinaie e le guardie di finanza, chissà perché le guardie di finanza, comunque, le bambinaie e le guardie di finanza o per gli studenti in lattime. Dopo tutto ciò, Morasso esprime con toni oracolari l'attesa del poeta futuro, che ancora tace, ma di cui preconizza l'avvento. Un poeta che potrà dare la sua impronta con la libertà di un Dio, per tal modo avrà in sé tutti i fili immutabili che reggono la natura e l'uomo e spingono al destino supremo l'anima e le razze, in maniera tale che la sua lirica possa prorompere nell'inno profetico, assecondando come un autocrata assoluto i suoi desideri ai limiti crepuscolari delle anime. La sua parola sarà legge perché la sua anima sarà il mondo. Si tratta, a ben vedere, dell'annuncio perentorio, bene accolto dai nobili spiriti del Marzocco come chiare e coraggiose dichiarazioni di una dottrina non nuova ma eterna, non inventata da noi ma misconosciuta dai più, dicevo, dell'annuncio della poetica che si concretizzerà anche, per quanto riguarda Morasso, nel poemetto egoarchico intitolato Profezia. Lo scritto di Morasso è però concluso dopo una rapida rassegna delle povere cose di un anno povero, ossia di una serie di mediocri raccolte poetiche recensite evidentemente per assolvere degli obblighi redazionali. Si conclude, dicevo, con sollievo con la notizia di come D'Annunzio abbia onorato il giovane giornalista inviandogli una copia dell'ultima edizione, quella di Treves, del Canto Nuovo, che Morasso annuncia di voler recensire. La recensione apparirà alla fine di novembre col titolo Un germe che non muore, e lì Morasso riconosce in D'Annunzio il poeta futuro di cui aveva parlato precedentemente. Comunque, questo articolo viene segnalato sul settimanale fiorentino, sul Marzocco, e concludendo questa segnalazione con l'informazione che Mario Morasso
ha promesso di collaborare al Marzocco. Quindi inizia di lì, è il primo segnale di un rapporto tra la rivista e Morasso. Questa promessa si concretizzerà pochi mesi dopo con la pubblicazione del celebre articolo Ai nati dopo il 70, che appare nel febbraio del 97. Lo stesso numero a partire dal quale Enrico Corradini assume la direzione e in cui Morasso viene subito indicato, anche se non aveva ancora pubblicato nulla, come un assiduo collaboratore del periodico. Lo scritto di Morasso confluirà l'anno dopo nell'Egoarchia, però di fatto supera le posizioni espresse nell'articolo invece sulla Gazzetta Veneta, riconoscendo i limiti della seconda reazione al romanticismo, quella che comprendeva, diciamo, il simbolismo, il decadentismo, per dire così, comprendeva le ragioni del pubblico che si era opposto a questa corrente, a queste nuove forme, e non tanto, come Morasso scriveva, per avversione ai nuovi ideali espressi dal simbolismo, quanto per solidarietà inconscia con le tradizioni etniche, con lo spirito nazionale, di cui i vecchi allora apparvero i depositari e i difensori. Quindi c'è un cambiamento abbastanza netto di posizione. Quindi contro l'intimismo decadente, l'obscurismo decadente della seconda reazione al romanticismo, Morasso auspica ora nelle nuove generazioni la rinascita di quel sentimento nazionale frustrato dalla bruciante sconfitta di Adua di un anno prima e ancora compromesso, secondo Morasso, dalle influenze culturali straniere, svirilizzato da una cultura democratica, lui dice, deteriore. Da ciò la nuova letteratura della rinascita latina doveva farsi interprete, passando dal cul du moi alla resurrezione del sentimento nazionale, al culto cioè della forza e della terra nostra, sono parole testuali, nella visione del robusto eroe latino che accenda la gloria futura di nostra gente per vincere le falangi nordiche che mediante l'adito letterario oggi stavano per opprimere la latinità di un più pesante selvaggio che non le orde barbariche sul suolo di Roma. Il proclama morassiano, come scriveva Piero Pieri, fa saltare, in poche parole, l'estetismo cordiale che fino allora aveva caratterizzato la rivista ospitante. È chiaramente ispirato alle posizioni del Corradini anche, però non provoca alcuna reazione esplicita nella redazione del Marzocco, non quanto almeno succederà per il successivo articolo, che è il primo dedicato alla politica dei letterati. Ne escono due sull'argomento, il 2 e il 9 maggio 1897. Articolo, il primo, che appare con una nota redazionale che puntualizza come non tutte le idee politiche e sociali espresse dall'autore siano divise da noi tutti. Tant'è vero che nei due numeri successivi appaiono due interventi, uno di Adolfo Orvieto e l'altro di Diego Garoglio, che presentano delle consistenti obiezioni agli scritti di Morasso, i quali a loro volta diedero la stura a un'inchiesta tra gli intellettuali italiani sul tema appunto dell'engagement politico degli intellettuali. Queste risposte apparvero nell'estate del 97, tra giugno e luglio, e un'inchiesta che ebbe anche una notevole eco sulla stampa periodica italiana, anche di parte avversa, diciamo così. I primi articoli marzocchiani, questi 3 articoli, sono tra le pagine più note della pubblicistica morassiana.
Quindi non vale la pena di dilungarci più di quanto abbiamo già fatto, rimandando agli studi che hanno preceduto queste parole, quelli di Roberto Pertici e di Rosario Contarini. Gli articoli di Morasso sono anche collegati più o meno direttamente alla candidatura di D'Annunzio, alle suppletive nel collegio di Ortona, e invitano questi articoli, nella sostanza, i giovani e i letterati giovani, gli intelletti moderni, ad abbandonare questo termine biasimevole fakirismo, un termine che usa anche Giribaldi in quegli anni, e il pregiudizio dell'astensione, originato dalla crisi dei partiti tradizionali intermedi, dalle formazioni liberali, destra e sinistra, e dal disgusto per la corruzione politica, partecipando invece all'immensa battaglia che si profila all'orizzonte futuro, una battaglia tra lo schieramento clericale da una parte, che è il clericale conservatore, e socialista dall'altra parte, preparandosi a innalzare, quando quest'ultimo, quello socialista, avrà inevitabilmente vinto, secondo Morasso, ad innalzare l'orifiamma dell'individualismo uniarchista contro il movimento collettivista, in uno scontro finale tra gli unici schieramenti che si propongano veramente da sponde opposte il problema del benessere e della felicità dell'uomo. Quindi siamo oltre le posture prevalenti nell'ambito del Marzocco e al loro modo di trascendere di solito l'insoddisfazione storica e politica, sublimando l'azione nella contemplazione estetica. Morasso parla un linguaggio in parte estraneo alla rivista e ai letterati stessi. Non a caso Garoglio, nell'articolo di risposta, negherà a Morasso lo statuto stesso di letterato. Certamente il discorso del genovese appare connotato da un'insolita e perentoria aggressività che è più confacente a una rivista militante rispetto a una pubblicazione come il Marzocco. Però, è da credere, non fu sgradito a Corradini e troverà modo di calare in un momento in cui dentro la redazione del periodico sussistono tensioni significative. Il carteggio di Morasso col Marzocco si apre con una serie di lettere che seguono la pubblicazione di questi 3 articoli. La prima è del 22 dicembre del 97 ed è rivolta a Angelo Orvieto, col quale dice di essersi incontrato a Venezia, concordando la stesura di un nuovo articolo, di cui aveva messo a parte anche Corradini. Contestualmente, scrivendo a Orvieto, chiedeva, su suggerimento di Oietti, che Orvieto gli facesse da tramite con l'editore Bemporad per la pubblicazione di un libretto che voleva realizzare mettendo insieme i suoi articoli che aveva già mandato in lettura a Oietti, Corradini e Zuccoli, e un libretto poi non realizzato che doveva contenere una parte di difesa nostra contro questi adula plebe, nonché una teoria originale sulla genesi e sul significato del militarismo che ha qualche pregio. Il proposito di Morasso era quello di sfruttare come contraltare polemico l'uscita annunciata presso Treves del volume di Guglielmo Ferrero, Il militarismo, che raccoglieva il testo di conferenze tenute a Milano per conto di Teodoro Moneta e della sua associazione. Morasso era convinto che l'apostolato umanitario è a suo dire demagogico e sovversivo, quando si ammantava di ideali progressisti che lui definisce spolvero per i gonzi, era in realtà avesse come obiettivo l'indebolimento progressivo dello Stato
e la distruzione di ogni difesa delle classi superiori, abbienti e dirigenti, di chi ha e di chi sa, per facilitare l'avvento dell'orda invaditrice e licenziosa disfrenata dai bassi fondi plebei. Insomma, una posizione certamente drastica. Avvertì poi Corradini della spedizione dell'articolo promesso che riguardava, lui dice, un programma di azione efficace e pratica, difensiva e offensiva, che noi ci dobbiamo proporre nel momento presente per riuscire in quegli scopi che i nostri desideri ci impongono, proponendo, cioè, di sfruttare la pubblicazione di questo libretto per innescare un'altra, di questo articolo, scusate, per innescare un'altra polemica, un'altra inchiesta con esito così splendido, si augurava, come quella legata alla politica dei letterati, agli articoli sulla politica letteraria. Questo quarto articolo è stato identificato, a mio parere, correttamente da Roberto Pertici con l'indirizzo ai giovani che hanno qualche cosa da difendere e molto da conquistare contro la plebe e i suoi idolatri, diventato poi la premessa contro quelli che non hanno e che non sanno, che uscirà nel 99, forse il libro più livido e aggressivo di Morasso. In esso Morasso proponeva, in questo articolo, proponeva ai giovani egoarchi di formare un'unione difensiva solidale alle posizioni dei conservatori che li portasse alla conquista dei giornali politici, italiani ovviamente, che esplicitamente diceva erano molto più utili a realizzare il loro programma politico di questo gruppo di giovani egoarchi e culturali di quanto potessero fare un giornale letterario o una rivista scientifica. È lecito supporre che Orvieto non è che abbia apprezzato particolarmente queste parole che si rivolgevano al Marzocco stesso, no? Dopo questo, secondo Morasso, doveva procedere la successiva fondazione di un giornale quotidiano proprio da parte di questo gruppo, da usare come trampolino per l'occupazione di quei seggi che attribuiscono all'occupante una qualsiasi condizione di potere. Quindi è un progetto politico forte. L'articolo gli ritorna da Firenze e non viene pubblicato. Corradini non dà riscontri. Corradini, da cui lui si aspettava invece l'approvazione, e di sentire l'anima tua palpitare un'anima alla mia. Gli arrivò invece con una lettera gli ritornò con una lettera di Angelo Orvieto, scusate, che lo respingeva, imputando a Morasso di essere un violento e un mangiabambini, lui dice, e spendendo inoltre parole di elogio per quel Ferrero che Morasso voleva, diciamo, contrastare col suo progettato volumetto. Ferrero che Angelo Orvieto definisce sommo pensatore, cosa che manda su tutte le furie il buon Morasso. Morasso risponde risentito, ritirando la richiesta di buoni uffici presso Benporat per il suo libro e accusando Orvieto di essere troppo condiscendente e remissivo verso gli avversari, cercando al contempo di provocarlo e convincerlo, manifestando il proprio disgusto alle insolenze e ai dileggi che vi vengono da ogni parte. Dileggi di cui Morasso personalmente non era bersaglio, ma a cui cercava a suo modo di porre argine con l'opera disinteressata, assidua, esercitata in vostro pro sopra un giornale politico, la Gazzetta di Venezia, quando tutti gli altri giornali vi sono ostili. Gli inviava perciò a più riprese una serie di ritagli di giornali come ad esempio uno scritto del Saraceno di Luigi Lodi appena uscito sul Radicale, il Don Chisciotte di Roma, dove dopo aver ironizzato il Lodi sulle pose fatue, sulle scelte letterarie di D'Annunzio, cui prodigava consigli, parlava del marzocchismo come l'ultima amena degenerazione
dell'illetteratura italiana. Questa segnalazione valse poi l'uscita di un marginale di Gaio, cioè di Adolfo Orvieto, che segnalerà piccato le insolenze ricevute, eccetera. Non avendo più sentito Corradino, una dozzina di giorni dopo, Morasso gli scrive e gli chiede se per caso la mancanza di questa risposta non fosse dovuta alla polemichetta in cui mi trovo con l'Orvieto. Diciamo che nel frattempo gli Orvieto sono succeduti all'editore Paggi nella proprietà del settimanale fiorentino e chiedendogli altre cose a Corradini, chiedendogli notizie di un marginale che gli aveva promesso per segnalare l'uscita dell'Egoarchia, marginale che uscirà dopo 2 mesi, come dopo altri 2 mesi uscirà la recensione di Corradini all'Egoarchia stessa, in cui sono manifestate alcune anche riserve sugli aspetti più provocatori e paradossali di quel libro. Insomma, la posizione di Morasso si presenta nella redazione del Marzocco come un tentativo di orientare la linea editoriale in una direzione ben precisa, in un momento in cui la rivista sta vivendo una sostanziale crisi economica e una crisi anche di linea editoriale. E in questa situazione Morasso vuol giocare un ruolo per orientarla in direzione politica, dove abbiamo visto, come abbiamo visto esplicitato nelle sue parole. Questo tentativo di colpo di Stato nel Marzocco, che va in parallelo col tentativo di colpo di Stato della borghesia che in Italia in quegli anni si stava manifestando, no? Dopo il famoso articolo di Sonnino, torniamo allo statuto, eccetera. Questo tentativo di Morasso, probabilmente con la copertura di Corradini, provoca un terremoto nella redazione. Oietti si dimette nel febbraio 99 e dopo le sue dimissioni arrivano quelle di Corradini nel febbraio del Novecento, sotto la pressione anche di altre polemiche, una innescata da Pascoli che non aveva gradito 2 articoli danteschi del Liparini e del Pastonchi, contrari, diciamo, alle sue letture. La Minerva Oscura esce nel 98, o quella dei fratelli Orvieto, che avevano espresso molte riserve su una recensione di Marinetti ad un volume di Raschild intitolato La Tour du Jour, d'Amour, scusate, considerata un testo osceno in sostanza. Adolfo Orvieto all'epoca rappresentava una posizione molto importante nella determinazione della linea del Marzocco, è testimoniato anche dal suo articolo immediatamente uscito dopo quello di Morasso. Adolfo Orvieto assumerà ufficialmente, dopo averla condivisa col fratello Angelo per un breve periodo, la direzione del settimanale a partire dal gennaio 1902. E il carteggio di Morasso da questo punto in avanti è quasi esclusivamente rivolto a lui. La politica di Orvieto segnerà un cambiamento di passo rispetto a queste prospettive non realizzate, cioè sarà quella di comprimere gli aspetti più dannosi prodotti dai protagonismi, dagli eroici furori dei redattori, e traghettando la rivista verso altri approdi e anche una tiratura molto più cospicua. Il Marzocco raggiunse sotto la direzione di Orvieto le 100.000 copie,
quando, per dirla col malevolo Prezzolini, si fecero sentire su quelle della polemica culturale soprattutto le ragioni dell'amministrazione del periodico. Il Marzocco, cioè, tenderà a farsi sempre più uno strumento di informazione e sempre meno propugnatore di posizioni critiche o speculative. In sintonia con quello che avveniva anche altrove sul piano tecnico editoriale e della distribuzione dei quotidiani italiani nell'epoca giolittiana, si era avviato ad un maggior radicamento nel tessuto dei periodici nazionali e mirava a diventare un organo di informazione culturale rivolto al pubblico, all'opinione pubblica borghese e istruito, ovviamente, caratterizzato, dice Orvieto, da una trattazione non affrettata, ma rapida, seria, per quanto concisa, di quegli argomenti sui quali il pubblico che pensa attende una discussione serena e un giudizio indipendente. Insomma, un termine medio tra il quotidiano, tra il periodico quotidiano e la rivista letteraria tradizionalmente intesa. Morasso, insomma, aveva svolto per un breve periodo un ruolo di fronda reazionaria dentro il settimanale fiorentino, proponendo scritti capaci di agitare la scena del giornale, dove si rende banditore di una posizione antidemocratica intessuta di suggestioni che provenivano dal nazionalismo francese, ad esempio. Il presupposto di questo tentativo, la copertura ideologica, come avevo detto, mi sembra sia facilmente individuabile in Corradini, che probabilmente con D'Annunzio stesso fu quello che lo introdusse nel cenacolo fiorentino, anche se Pertici ipotizza che abbia avuto un ruolo Garoglio in questo, conosciuto a Genova quando lui insegnava qua. Mi sembra un po' improbabile questa cosa, anche perché Garoglio era un socialista e aveva certamente un peso. Guardando anche la storia di Arcer Labor, del Mattino, eccetera, cioè della collaborazione di Morasso, è sempre D'Annunzio che in qualche maniera lo introduce, e credo che questo sia successo anche per il Marzocco. Insomma, il progetto di Morasso fallisce e quindi la sua collaborazione a partire da questo momento in avanti sarà un po' più rada, anche se non smetterà, non si interromperà definitivamente fino al 1914. Dopo alcuni anni di silenzio, è il Marzocco che cerca Morasso e gli chiede un articolo sul crollo del campanile di San Marco, avvenuto nell'estate del 2. Invito da cui Morasso prende subito lo spunto per proporre una serie di articoli sul tema della meccanica, della vita moderna, eccetera. Quindi è sempre arrembante nei confronti del Marzocco. Morasso vorrebbe collaborare in maniera... Orvieto frena sempre, lo riduce, diciamo, i suoi tentativi a una collaborazione estemporanea. Morasso voleva addirittura una rubrica fissa sulle automobili e sulla modernità, quindi scrivere quasi ogni numero un pezzo per il Marzocco. E invece questo non avviene. Addirittura nel marzo 1903, respingendo un altro articolo a tema, Orvieto lo invita a sospendere questo genere di contributi e a lasciare gli automobili agli automobilisti. Più chiaro di così. Negli anni successivi alcuni articoli proposti da Morasso non verranno pubblicati dal Marzocco, che da qualche tempo, dice Morasso, è esclusivamente letterario e critico, e lo scrive con un velato rammarico. Alcuni verranno respinti per ragioni di lunghezza, di eccessiva lunghezza, eccetera, altri in ragione dei contenuti.
Altri invece saranno accolti, ma si tratterà sempre di scritti legati a eventi di attualità o comunque scevri di quelle implicazioni politiche su cui Morasso aveva costruito i suoi volumi. Penso, non so, a scritti come quello sulla morte di Alfred Krupp, quello sulla malattia dell'imperatore Guglielmo II, quello su un rapimento in automobile a Parigi, un rapimento per amore, quello su una seduta fluviale della Camera austriaca durata 54 ore, eccetera. Il 20 marzo 1904 il genovese, ormai trasferito a Napoli, dove lavorava nella redazione del Mattino di Scarfoglio, mandò uno scritto ad Orvieto di sua iniziativa, espressione di una giovevole e interessante varietà, si premura di dire, che in realtà verteva su un episodio della guerra russo-giapponese, proponendo di nuovo un'altra serie di articoli sulla guerra, in cui prometteva non sarebbe entrata la politica e nemmeno la strategia militare. Non si sa bene su cosa avrebbe voluto fare. Lo scritto venne dapprima rifiutato da Orvieto, che lo accusò di voler fare la concorrenza da Arturo Colautti, che era un direttore di giornale anti-giolitiani, redentista, no? Che aveva delle posizioni molto critiche in ordine al moderatismo contemporaneo, che gli costarono poi il giornale stesso, che venne scalato, come succederà alla Gazzetta di Venezia del resto, da una cordata di azionisti vicini alle posizioni moderate di Giolitti, in sostanza. Ovviamente la serie sulla guerra non verrà mai accolta sulle pagine fiorentine. Sarà invece pubblicato quell'articolo mandato che Orvieto non aveva nemmeno letto, l'aveva proprio respinto senza leggerlo. Sarà invece la serie sulla guerra che Morasso prometteva al Marzocco, sarà invece pubblicata sul mensile milanese Ars et Labor, di cui parlerà Stefano Verdino, ed è il nucleo da cui si origina l'ultimo libro di Mario Morasso, La nuova guerra del 14. E spostiamoci quindi al 14, perché non si può raccontare tutto nel dettaglio, un carteggio che ho abbastanza disteso nel tempo. Il 19 agosto del 14, da Sori, Morasso in vacanza, prende contatto con Orvieto dopo un'interruzione che durava dal 1908, quando Orvieto gli aveva rifiutato un altro articolo a commento degli scritti di Poincaré e di Achille Loria, proponendo di nuovo una sua collaborazione in limiti ben inteso discreti col Marzocco e un articolo che gli sembrava intonato di idee col Marzocco stesso. Questo articolo si intitola La numismatica in circolazione, è un articolo importante nella storia intellettuale di Morasso ed è una sorta di palinodia rispetto alle tesi del Bloch, che esprime in sostanza lo sconcerto di fronte alle manifestazioni di feroce atavismo e di brutalità che il conflitto stava manifestando, nonostante la perfezione meccanica delle armi e la tremenda efficacia delle stesse. L'articolo si chiude con un interrogativo sulla durata della neutralità italiana, che in realtà ne preconizza l'imminente fine. L'ultima lettera di Morasso è di pochi mesi dopo. Era appena uscita la nuova guerra e Morasso presenta il suo libro a Orvieto definendola l'opera di uno dei più antichi e fedeli collaboratori del Marzocco, chiedendo una recensione.
e chiedendo di affidarla ad un recensore amico, a un collaboratore amico, scelto da Orvieto. Orvieto sceglie e il recensore sarà il fiorentino Federico Valerio Ratti, che così esordisce recensendo il volume di Morasso. Chi avrebbe mai pensato che Mario Morasso aspirasse al premio Nobel per la pace? Mario Morasso, l'egottista, il nicciano, il poeta della meccanica, l'assertore della forza e della violenza nell'Olimpo pacifista, eppure così. E il più bello sia che il suo miglior titolo a sedere un giorno lassù sarà il suo ultimo libro, che è tutto un inno al più tremendo Marte che immaginarsi possa. Venuto in luce mentre vampano i cannoni, il libro ci afferma che quegli odi non sono abbastanza feroci, che quei cannoni non sono abbastanza potenti. Ci dimostra che la guerra presente, con i suoi sforzi meschini d'uomini e cavalli, non è all'altezza dei tempi moderni, che il lavoro guerresco è arretrato ed è indegno delle conquiste fatte dalla scienza e dall'industria. Ci descrive quel che sarà veramente una guerra seria tra pochi anni, quando alle deboli forze umane si saranno sostituite per intero sui campi di battaglia le forze della meccanica, quando l'industria guerra avrà ripreso il suo posto di madre di tutte le industrie. La teoria del Morasso fila come un'automobile e di una corsa in automobile ha tutte le suggestioni. L'uomo scomparirà dal campo di battaglia e basterà che scompaia lui perché si abbia la pace. Mario Morasso aspira al premio Nobel per la pace. Sono certo che prima o poi l'avrà. Si comprende che dopo questo scritto i rapporti col Marzocco si interrompono definitivamente, non ci saranno più riprese. Per la cronaca, il premio Nobel per la pace negli anni della guerra non verrà attribuito se non nell'anno 1917, ma non a Mario Morasso, ma alla Croce Rossa Internazionale. Grazie. Grazie perché appunto per questa esplorazione di prima mano che ci svela tutto il retroscena, mentre la collaborazione di Morasso a partire dal famoso intervento su Ai nati dopo il 70 era noto, tutto questo difficoltoso rapporto e questa dimensione in cui i fratelli Orvieto tenevano a bada l'irruente Morasso è molto interessante, appunto di quante cose dobbiamo ancora imparare per costruire un po' questa figura di un intellettuale veramente così articolato in più aspetti. Grazie. Siamo sempre, diciamo, nella dimensione coeva, perché la relazione di Sara Gregori, che invito qui, ci parla appunto di quanto è stato già in parte anticipato, cioè diciamo del Morasso napoletano, no? Del periodo in cui Morasso transita dalla Gazzetta di Venezia, di Macola, al Mattino di Napoli. E la relazione è, ecco, quello che non succede a Napoli, Morasso sulle pagine del Mattino. Grazie. Ecco, la collaborazione di Mario Morasso sul Mattino inizia, come diceva Pierluigi Ferro, grazie all'aiuto che aveva offerto Gabriele D'Annunzio a Mario Morasso, al genovese. Lo dimostrano le lettere che ha studiato Stefano Giordanelli, ritrovate presso il Vittoriale di D'Annunzio, e che testimoniano il rapporto di appoggio, direi unilaterale, che Morasso chiedeva a D'Annunzio tra il 1901 e il 1904. Le lettere suonano, diciamo, risuonano con queste parole. Non potrebbe ella incaricarmi di qualche lavoro, affidarmi qualche studio? Se ella vuole, può sicuramente trovare il modo per attribuirmi qualche lavoro un po' più profittevole di quelli che io sono costretto a fare. Questa è una lettera del 26 giugno 1901 che Morasso scrive ad D'Annunzio, che ha anche dei toni abbastanza supplichevoli.
contengono quasi tutte queste richieste e in alcuni casi sono proprio dei favori che Morasso chiede al poeta di Pescara. Per il nostro discorso è interessante soffermarsi su una lettera in particolare. Siamo nel gennaio del 4 ed Annunzio scrive: «So per esperienza come sia difficile agli ospiti vivere in Napoli con pace. La città è infetta del più gretto provincialismo. La cultura v'è assai scarsa e la gente letteraria v'è straordinariamente irritabile. Ma forse ella troverà un campo nuovo alla sua osservazione». D'Annunzio in quei tempi era amico di Edoardo Scarfoglio, anche se ricorderete tutti che anni prima erano anche venuti a duello proprio perché Scarfoglio pubblicò la parodia di Isotta Gutta d'Auro dal titolo Risaotta al Pomidauro. Scarfoglio, di origini abruzzesi, nasce a Paganica, in provincia dell'Aquila, ma fonda poi il Mattino di Napoli con Matilde Serao nel 1892. Qualche anno dopo, però, ricorderete anche questo, Scarfoglio non era proprio un santo e qualche anno dopo si divorzieranno con Matilde Serao, che fonda Il Giorno, a cui Morasso aveva accettato di collaborare. Nello stesso momento arriva la proposta di Scarfoglio, certamente più allettante per Morasso, che nella lettera di risposta appunto al redattore, al direttore del Mattino, afferma di aver notato un'intima somiglianza tra il pensiero di Scarfoglio e quello di Morasso e soprattutto di aver bisogno di un cambiamento di sede e di vita. Devo dire che questo ricorre molto nella storia di Morasso, che si sposta di frequente. Si trovava infatti a Venezia e però effettivamente sulla preoccupazione che aveva esposto D'Annunzio rispetto al provincialismo della vita di Napoli, Morasso rassicura di vivere raccolto in casa e nel lavoro, e però espone una preoccupazione, e cioè l'incertezza di un'assenza di un contratto ben definito. In una lettera Scarfoglio chiarisce che il pagamento è di 450 lire, quindi 50 lire in più di quelle che aveva offerto Matilde Serao, però si rifiuta ancora di fare un contratto, dicendo: «I miei redattori sono con me da anni, nessuno va mai via». Così, con una citazione in giudizio che parte da Matilde Serao per aver accettato la collaborazione con Il Mattino, mentre nel frattempo aveva il contratto regolare con Il Giorno, e questa citazione la trovate sul Corriere della Sera nel febbraio del 1905, Morasso inizia la sua attività presso il giornale napoletano, di cui farà parte dal 1904 al 1906, prima svolgendo un lavoro compilativo e occupandosi di pubblicazioni e di illustrazioni, in sostituzione di 2 redattori di viaggio, e successivamente dall'ottobre del 4 con articoli in prima pagina che portano la sua firma. Quindi se le lettere tra i due, raccontate nel bell'articolo di Giordanelli, mostrano in retroscena della collaborazione di Morasso sul Mattino, il corpus degli articoli usciti sul quotidiano tra il 4 e il 6 completa questo quadro aperto dalle lettere e ci permette di aggiungere un nuovo tassello agli studi sul lavoro giornalistico di Morasso. Come vedete dal grafico, che è veramente molto semplice, ma solo per... Ecco, allora gli articoli sono più di 120. Sono veramente di vario genere, anche se vedete dalla fetta di torta verde che effettivamente gli articoli politici sono preponderanti. È proprio la politica che in un certo senso fa sì che Morasso si trovi inizialmente molto, molto bene nella redazione del Mattino, perché effettivamente lì collaborano per esempio Giuseppe Antonio Borgese, per un periodo caporedattore, Ferdinando Russo con lo pseudonimo Ape, Jean Carrère, che partecipò anche all'impresa Tripolina, e poi Ettore Marroni con lo pseudonimo di Bergeret. Tra questi Morasso quindi doveva trovare perfetto accordo, perché il giornale, è stato detto, è stato interprete degli interessi dell'aristocrazia fondiaria meridionale e voce battagliera del conservatorismo italiano, tra i più accesi sostenitori dell'imperialismo colonialistico di matrice crispina. Divenne il più diffuso quotidiano del Mezzogiorno, infatti dal 1906 addirittura accoglie l'informazione di respiro europeo, stipulando collaborazioni con Le Matin di Parigi, Le Matin de Parigi e il Daily Mail di Londra. Queste collaborazioni servivano a Scarfoglio per sostenere le ingenti spese. Infatti proprio in quegli anni Scarfoglio aveva acquistato le nuove macchine tipografiche Linotypes, quindi l'azienda andava ad evolvere. L'indice che vedete appunto, scusate, la fetta di torta nel grafico che vedete,
appunto dimostra una varietà di articoli. Quelli in blu sono gli articoli dedicati a sport e automobili, motori. Quelli in grigio sono gli articoli dedicati all'arte, si parla sia di musica sia delle esposizioni, e poi articoli dedicati a società e costumi sono in viola, in fucsia. Sono un po' meno, ma sono interessanti perché raccontano, diciamo, appunto un atteggiamento da sociologo di Morasso. E poi appunto sono superiori quelli dedicati a politica estera e interna. Danno prova quindi dell'apertura dello scrittore a temi diversi e, usando le parole di Piero Pieri, diremmo anche a un certo fregolismo dell'intellettuale organico alla classe egemone. Morasso, in questi articoli, esalta le imprese sportive dell'esperto e intrepido guidatore Ignazio Florio. Nel 1904, infatti, era stata istituita la Coppa Florio, con il circuito dedicato appunto ad un paesaggio italiano e intitolato il Circuito Latino, che, dice Morasso, avrebbe visto affiancare l'Italia al prestigioso circuito della Coppa Gordon Bennett, che si teneva in Francia. Fino al 1906 questa attenzione per lo sport è costante. È costante anche l'attenzione per gli automobili, come abbiamo visto, con uso rigorosamente al maschile del sostantivo. E vediamo infatti che, per esempio, a proposito di una polemica intorno al continuo ricambio di auto, che quindi portava il consumatore continuamente a dover aggiornare la propria automobile, Morasso si inserisce in questa polemica, difendendo la produzione e ritenendo quindi che l'atto della vita generosa, cito, non è conservazione, ma distruzione per rifarsi, rinascere continuamente. E continua. Vita lunga è abbassamento di forza vitale, quindi insomma perché dovremmo volere una vita così lunga noi come le macchine? Per Morasso l'automobile è il presente e l'avvenire, non come la vettura, la bicicletta e la locomotiva, che invece avevano avuto una battuta d'arresto perché non avevano evoluto, non si era evoluta la loro tecnica. Nell'articolo dimostra che la sua conoscenza per l'auto è veramente approfondita. Premia addirittura le officine Kanstat da dove escono le Mercedes e le definisce ammaestratrici. Inizia poi a proporre un elenco delle migliorie apportate alle automobili, dai radiatori, che sono stati sostituiti sul davanti di ogni chassis dal radiatore bucherellato detto Annida Bay, all'introduzione del magnete, che sostituisce le candele, fino a dire che la frizione descrive la dolcissima sensazione di essere sollevato e rapito. Altri articoli poi di Morasso, come dicevo, fanno notare la sua capacità di osservatore, diremo anche balzacchiano, un attento sociologo nei confronti delle abitudini dei cittadini di Napoli, ma anche di quelli di Parigi. È soprattutto interessante questo confronto che lui mette in atto con l'obiettivo di contrastare il pregiudizio che il settentrione rivolge al mezzogiorno in quegli anni. Per cui scrive: soltanto stando a Toledo verso sera, io ho sentito salire in me il rumore caratteristico e complesso della metropoli in moto. E poi racconta un aneddoto, sempre un po' in senso campanilistico, accaduto a Parigi. Infatti si trovava in un garage per acquistare un'auto e il rivenditore gli offre quest'auto a 900 lire. Morasso, allettato alla prova, nel momento in cui avrebbe dovuto acquistarla, il venditore rialza il prezzo e gliela offre a 1100 lire. E quindi Morasso esclama, e ha il pretesto per affermare: ecco quello che non succede a Napoli, e difendere quindi con spirito campanilista la città che lo aveva da poco accolto. Agli articoli su sport e società si affiancano numerosi interventi politici. E infatti Morasso non rinuncia mai alle invettive antisocialiste, fino a scrivere che, ridottosi a superstizione, il socialismo sfrutta la credula ignoranza secolare dei contadini, il disagio irrimediabile degli abitatori di terre sterili e deserte. Si rifugia nella campagna per darsi un domani alla macchia, il suo ultimo covo. Per darvi ancora qualche altro esempio, vediamo che ricorre una ferma ostilità contro i ferrovieri, questa categoria che lui critica perché si diletta nello sport del proletariato, che sembra essere quindi molto frequente, ossia lo sciopero. Morasso critica l'ostruzionismo degli scioperi con una polemica molto accesa, che spesso raggiunge anche toni ironici, come nel caso di un articolo dal titolo Per una sola volta, pubblicato 17-18 dicembre 1904. Morasso qui ironizza sulla paura per lo sciopero dei ferrovieri e lo definisce un vero e proprio gioco
che non può essere paragonabile al cannone di Wells, ma simile invece al cannone di Jules Verne per salire sulla Luna, che una volta però deteriorato non potrà essere usato una seconda volta. Cioè lo sciopero, secondo Morasso, era uno spettacolo che una volta avvenuto non poteva avere più nessun effetto perché aveva sparato in un certo senso la sua cartuccia. Così, all'azione dei ferrovieri, Morasso risponde con La nuova arma, è il titolo di un volume che poi pubblicherà nel 1905, ossia l'automobile, visto come un nuovo strumento dalla doppia virtù. E infatti, secondo Morasso, la virtù dell'automobile è sia la capacità di di poter trasportare e di poter spostare quindi l'individuo, ma soprattutto, secondo Morasso, diciamo, la consuetudine che il borghese avrebbe acquisito utilizzando l'automobile lo avrebbe dotato di una nuova arma, lo avrebbe armato e quindi lo avrebbe reso capace di conoscere la tecnica e di fronteggiare quelli che erano gli scioperi dei ferrovieri, che a quel punto non avrebbero potuto fare più nulla per ostacolare i borghesi. L'ostilità verso lo sciopero è la stessa che prova verso il riformismo, di cui si occupa non solo per i casi italiani, ma anche a proposito della Russia. Appunto, come diceva Pierluigi Ferro, il tema, cioè, non il tema, la questione importante del conflitto russo-giapponese interessava Morasso e non solo quindi, come vedremo, su Ars et Labor, ma anche sul Mattino, perché dal 1904, passando per la sconfitta di Port Arthur, fino ad arrivare alla rivoluzione russa del 5, di cui Morasso ricorda poi nel 6 l'ammutinamento di Sebastopoli, la questione della Russia lo interessa costantemente. E dice, a proposito delle assemblee distrettuali che si tenevano in Russia, dice questo: chi riforma non combatte né conquista. Il crescendo minaccioso della Russia è ormai sostituito dalle riforme. La Russia non divorerà nessuno perché ora divorerà se stessa. Quindi ecco la nuova profezia che Morasso ci propone. È ben noto quindi che le posizioni di Morasso sono a favore della conquista imperialista e a proposito di questo afferma nel 16-17 febbraio del 1905: la politica di conquista è la più disinteressata e altruistica, perché trascura il vantaggio immediato e lavora solo per i discendenti. Abbiamo visto quindi da questi articoli come apparentemente l'argomento e il tenore sia diverso, sport, società, guerra, imperialismo, si direbbero articoli eterogenei, eppure, come diceva prima Duccio Tongiorgi, in realtà c'è un filo che li lega, perché la fervente battaglia per l'imperialismo colonialista non poteva che andare in accordo con lo sviluppo industriale e anche con il successo sportivo, che nel caso della targa Florio avrebbe accresciuto il potere dell'Italia. Pertanto è costante l'attenzione verso la produzione automobilistica, che si poggia poi su un nazionalismo di fondo. E il confronto con gli altri paesi fa parte quindi di una retorica degli exempla, fatta di aforismi, di reprimende, volte a redarguire le posizioni italiane, che a volte entrano anche diciamo, in casi specifici, come ad esempio un articolo che Morasso scrive a proposito dell'esercito italiano, per cui redarguisce questa nuova, diciamo, ordinanza, per cui i soldati avrebbero dovuto portare uno zaino, dicendo che appunto questa usanza da facchini, la definisce così, in un certo senso rappresentava già formalmente l'idea di una sconfitta, perché lo zaino significa un peso che il soldato porta sulle spalle e che quindi lo avrebbe rallentato. Quindi entra veramente a volte nello specifico di alcune questioni di politica interna. Morasso propone invece una nuova visione dell'Italia conquistatrice anche nel campo dell'arte e continua a proporre confronti tra l'esposizione del Salon d'Automne à la Petite Hall a Parigi e l'esposizione di Venezia, ritenendo ovviamente l'esposizione di Venezia di un passo indietro rispetto a quella di Parigi. E proprio di Venezia Morasso aveva l'ambizioso obiettivo di farne un museo a cielo aperto, lo scrigno del mondo lo definisce. E negli articoli dedicati a Venezia ritorna ad adottare uno stile simbolista, dalle tinte brumose, violacee, per descrivere appunto Venezia. Sarebbe interessante anche a questo proposito poi confrontare se questi articoli di giornali dedicati a Venezia sono poi confluiti nel libro che pubblica nell'8 con il titolo Domus Aurea, la reggia, la festa, l'amore a Venezia.
Tranne queste rare riprese di uno stile abbandonato appunto già dai tempi di Profezia, Morasso si serve di un linguaggio lirico, contemplativo, teso nelle metafore e violento nelle immagini, che aveva osservato Sanguinetti nell'estetica della velocità, anticipa le posizioni futuriste ogni volta che i futuristi contemplano lo spettacolo del dinamismo. Ed è proprio del promotore del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, di cui si legge una bella recensione a Leroy Bombance, definito da Morasso la più gigantesca e mordente e amara caricatura che mai si sia fatta della immutabile bestialità umana e delle rivoluzioni sociali in cui essa viene sempre a galla. L'articolo si intitola La caricatura delle rivoluzioni, ancora con una sferzata contro appunto questa rivoluzione. Tornando ai primi timori espressi da D'Annunzio sul provincialismo napoletano, possiamo avviarci a concludere sottolineando che lo sguardo di Morasso non si rivolge mai al più vicino contesto quotidiano, ma è sempre aperto a confronti, come nel caso del confronto tra Napoli e Parigi, tra l'Italia e l'estero, tra il presente e il futuro, con un'energia dinamica in tensione, con uno spirito del tempo preindustriale di cui Morasso faceva pienamente parte e di cui fu sempre avvertito. Proprio a proposito della modernità, un articolo degli ultimi che pubblica sul Mattino del novembre 1906 è dedicato alle origini del giornale moderno ed è molto interessante perché Morasso riflette appunto sull'entità del giornale e dice così: ora quest'anima, questa finalità del giornale consistono nella discussione, nell'indignazione, nella propaganda, nella critica, insomma, in un impulso di passione e non nell'informazione fredda, pura e semplice. La caratteristica del giornale, secondo Morasso, non è quella di restituire semplicemente un'informazione, ma c'è uno scopo ulteriore, come diceva Pierluigi Ferro, cioè la militanza. Ed elenca poi una serie di funzioni sociali del giornale, paragonandole alle conversazioni abituali, alle conversazioni quotidiane e affermando ancora più decisamente che il predecessore del giornale, cito, è la bottega da caffè. Quello che è il giornale adesso è stata esattamente la bottega da caffè fino a tutta la prima metà del secolo scorso. Ciò che si fa nel giornale moderno è precisamente quel che si faceva nella bottega da caffè e i bisogni materiali a cui soddisfa il giornale moderno sono quelli soddisfatti già dalla bottega del caffè. E non si può quindi chiudere senza pensare alla bottega del caffè goldoniana e al microcosmo che si costituisce nella piazzetta veneziana crocevia di incontri, in un'opera corale di chi aveva compreso il ruolo degli intellettuali e l'oscuro risvolto delle conversazioni quotidiane. E con questo ho concluso. Grazie. Certo, a Napoli provinciale, che la Napoli di Benedetto Croce fa un po' effetto, nel senso che siamo proprio negli anni di costruzione della critica quindi di tutto un evento particolare. Mica tra loro non ci sono mai stati nessun tipo di rapporti, ma la posizione del Mattino nei confronti di Croce qual era? Allora, io non ho trovato personalmente, scorrendo le pagine del giornale, articoli dedicati a Benedetto Croce, quindi questo sì, questo sì. Sì, sì, sì. Pensavo il Mattino nei confronti di Croce. Non ho trovato articoli, diciamo, o almeno articoli in prima pagina dedicati a Croce, però effettivamente questa ricerca forse potrebbe dare qualche frutto, sì. Grazie. Grazie. Prendo questo? Allora, stiamo andando in ordine più o meno cronologico. Ecco, dunque, Ars et Labor. Siamo nel 1906, appunto, Morasso approda a Milano. Ecco, da Napoli. Io vi ho messo qui si può un po' ingrandire questa? Vediamo un po'. Ecco, e poi posso andare avanti con questo?
Sì. Ecco, vedete, qui ho messo i due editoriali, il prima Morasso e poi diciamo il dopo del 6 e del 12, nel senso che è il foglietto in cui l'editore invita al nuovo abbonamento e con un elenco di collaboratori. Ars et Labor era il motto della casa editrice Ricordi, e la rivista non è una nuova rivista, è praticamente la nuova veste della rivista che dura da 60 anni, musica e musicisti della casa editrice. Ed è l'ultima impresa del terzo grande Ricordi, che è Giulio Ricordi, che è l'artefice appunto in qualche modo anche del ritorno all'opera dell'ultimo Verdi e il grande mentore di Puccini, di fare questa rivista non solo di musica. E vedete i nomi dell'editoriale del 6 sono quelli appunto dei nomi così, di un panorama molto miscellaneo, di firme molto note, da Fogazzaro, di Amicis, di Giacomo di fine Ottocento, no? Nel secondo editoriale molti di questi nomi sono spariti, diciamo sono piuttosto diminuiti, ma compare certo quello di Morasso, no? Nella seconda riga dell'elenco in neretto. Morasso è redattore della rivista, una rivista che ha nelle copertine di Marcello Dudovic una qualità grafica, questa è una delle tante, straordinaria. E Morasso diventa la firma in qualche modo più nota di questa testata, tanto che toccherà a lui, come potete immaginare da questa foto funeraria, il necrologio di Giulio Ricordi, che muore improvvisamente nel giugno del 1912. E Morasso, appunto, e il ritratto che ne fa Morasso, egli non si disse mai basta, non sentì la stanchezza che fa desiderare la sosta, no? E Giulio Ricordi morirà appunto di infarto improvvisamente, e il fatto appunto che fino all'ultimo, vedete, poche ore prima dell'estremo silenzio, traeva canzoni inaudite e festose dalla fedele tastiera. Le collaborazioni ecco, le collaborazioni di Morasso, come vedete, cominciano proprio da un accesso napoletano, no? Nel senso che il primo intervento è sotto il fuoco e sotto la cenere, è relativa a una delle eruzioni del Vesuvio che fa un 200 morti, dove Morasso è anche fotografo di questa. L'attività appunto di Morasso, scrittore e fotografo, contraddistingue molto questa rivista che ha queste straordinarie copertine di Dudovic e poi un corredo fotografico imponente. Non a caso in tutti gli articoli sono sempre segnate, anche proprio nei sommari, il numero di illustrazioni che vengono a essere presentate. Quindi l'esordio sulla rivista è su un reportage di una catastrofe, e la catastrofe sarà un altro, diciamo, appuntamento in cui Morasso si trova a suo agio, non per un cinismo, ma certamente perché la catastrofe in qualche modo che mette, si sarebbe detto nel barocco, l'uomo al punto, no? Diciamo una dimensione di scontro di potenza tra la natura e le possibilità di resistenza e di sopraffazione, una dimensione agonistica che, se vogliamo, in un uomo appassionato alla sfida e allo sport, ne ha anche appunto una altra versante e un'altra conseguenza. Poi vedete, successivamente noi abbiamo dei reportage da un'esposizione di Norimberga, un articolo Monti e Uomini che si ripeterà, poi vedremo dopo, e un altro Alle porte della società, schizzi dal vero. Questo alle porte della società ci porta a un Morasso domestico e la ricerca di una scuola per la propria figlia e tutte le problematiche che sono esse connesse. Quindi, come vedete, abbiamo una gamma varia di collaborazioni.
L'anno dopo è quello che vede appunto a puntate, come si è già detto, Armi e scene della guerra dell'avvenire, che diciamo è l'anticipazione di quello che sarà appunto la nuova guerra, che esce poi 7 anni dopo. Ma corredato appunto in questo anno, sono queste 6 puntate che sono interrotte da questo Attraverso l'Europa in automobile, appunto 22 illustrazioni che sono appunto sempre frutto suo, è un viaggio trasversale che riguarda da Milano la Svizzera, la Germania e la Francia. E infine estate infantile, un reportage familiare, no? Diciamo, c'è questa cosa dell'estate passata appunto con la prediletta e unica figlia Evelina a Spotorno e a Cartosio, cioè Cartosio, che molti di voi sapranno dove sia, è un paesino appunto nell'Appennino tra Acqui e Ponzone, quindi l'Appennino tra Liguria e Liguria Savonese e Piemonte. Poi abbiamo vedete successivamente di nuovo una recensione alla nave di D'Annunzio, una sulla trasformazione edilizia di Napoli e poi i motori sul mare di Monte Carlo. Il Barba Pedana, questa è anomala, è una visita al Pio Albergo Trivulzio a questo cantore della Milano degli anni 60, della Milano scapigliata, ricordato da Boit, eccetera, un cantore di strada, molto caro a Giulio Ricordi, che lo aveva pubblicato negli anni '80 e che ne aveva trascritto queste canzoni per musica. Quindi un qualche cosa appunto poco morassiano, se vogliamo vedere. No? E poi di nuovo l'idea di fare questi reportage dall'automobile, da Milano a Palermo in automobile. È interessante la data perché questo esce nell'ultimo mese dell'anno, dicembre del 1908, e vi ricordo, a cavallo dell'anno ci sarà appunto il terremoto di Messina. Il terremoto di Messina che vedrà proprio di nuovo Morasso riprendere la macchina, convincere il Commenda, il Giulio Ricordi, di ritornare appunto a gennaio a Messina in macchina. In questo la vita ricomincia dove è passata la morte, in Calabria e Sicilia, da Milano in automobile, con un corredo questa volta di 50 sue fotografie a questo pezzo, in cui il viaggio è un avvicinamento progressivo alla notizia, all'evento, perché appunto da Roma cominciano appunto una situazione di agitazione, di tragedie, di trasporti, e poi lo stesso capita a Napoli, dove Scarfoglio gli dice ma di non continuare ad andare, e lui invece impavidamente va, e la dimensione progressiva dello sfacelo della Calabria fino all'arrivo di Messina sarà raccontato appunto, diciamo, in simultaneo man mano che la macchina, la sua automobile, si avvicina. Sarà il report del primo Giro d'Italia in bicicletta, quello vinto da Ganna. Poi vi sono, vedete, contributi diversi su un monumento ad Alessandro Vittorio eretto a Trento, un altro viaggio in Abruzzo con giornalisti e deputati dove si calano nella grotta di Aligi, diciamo un viaggio nella barbarica Abruzzo d'Annunziano, un pezzo sulle maschere della civiltà, che sono una curiosa riflessione sull'addobbo che occorre per andare in automobile, dove le automobili nelle strade polverosissime di allora comportavano appunto una divisa che Morasso diceva comportava la cancellazione dell'identità della persona, no? Sono quelle con quelle tutte gigantesche, quegli occhiali, no? Per cui fa questa osservazione come è una moda che durerà ben poco, poi riusciranno a risolvere con l'asfalto questa dimensione, ma l'osservazione sulla possibilità di ritrovare l'anonimato e la cancellazione dell'identità attraverso questo recupero di una maschera del tutto inedita. Poi ci sarà uno sulle gare aeree e uno appunto di nuovo il morasso, diciamo, domestico sul Natale in famiglia, no? Che è un morasso meno noto.
tornerà a Reggio l'anno dopo e a Messina per vedere appunto le migliorie della situazione. Poi ci saranno, come vedete, per essere più rapidi, sempre la dominanza sono i reporter di viaggio in automobile, alcune cose di aviazione. Da un punto di vista letterario ci sono cose di, diciamo così, per la ditta, per la casa. C'è una recensione a Salvatore Farina, il vecchio Scapigliato, che era una firma storica di Casa Ricordi nella sua autobiografia, e poi sarà appunto la recensione del romanzo di Ercole Alfredo Marescotti, che è il redattore, et Ultra, che era il redattore capo. Ma il grande articolo importante che fa in qualche modo pandan con quello nati dopo il 70 è quello Avanti Poeti Nuovi, su cui già si soffermò anni fa Sanguinetti, che vedremo dopo, no? Ecco, la rivista chiuderà pochi mesi dopo, finirà l'anno, dopo la morte di Giulio Ricordi, perché Tito II Ricordi, con cui che aveva rapporti molto controversi su suo padre, no? Era stato quasi già così ridotto, come dire, all'impotenza nell'ambito della casa editrice dal padre nel 1907 e 8, e le erediterà per breve tempo. Poi nel 19 infatti cederà poi la proprietà della Ricordi ad altri, chiuderà la rivista che si fonderà sul secolo XX, su cui però non è la storia di Morasso. Le armi e scene della guerra dell'avvenire sono corredate dalle illustrazioni di Dudovic, che saranno poi anche nel libro, e sono appunto, anche queste sono proprio delle didascalie in qualche volta cavate da delle frasi di Morasso su le varie cose, eccetera. Ma è interessante osservare come appunto, vedendo appunto nella varia tipologia degli interventi di Morasso, per esempio a partire da quelli di carattere automobilistici, quello che comporta appunto il viaggiare in automobile, che comporta appunto una modalità del viaggio completamente diverso da quello ovviamente ferroviario, perché la possibilità di fermarsi quando si vuole e in vario modo. Qui noi abbiamo poi anche delle modalità di vedere, per esempio, di vedere dei monumenti, come qua la cattedrale di Strasburgo. Sulla cattedrale di Strasburgo è interessante come lui la interpreta, no? Nel senso, questa immensa e fosca mole, tutta così concordemente acuminata verso il cielo, con uno slancio, quale non fu mai altro più unanime, tutta guglia, lancia, trafori, che dovrebbe apparire come un mosaico paziente, come un ninnolo difficilissimo, tirato su con 1000 pezzi e 1000 pene, fa mostra invece di una solidità, di una compattezza e di una unità senza pari. Pare scavata, scolpita in un sol masso tenace con un solo impulso, pare una sola roccia affilata. Ha potuto così pienamente e fedelmente tradursi nella pietra l'incrollabile fede che la suscitò. Io concepisco questo monumento, lo dice, come un'acropoli che come un'irta fortezza della religione. Mi sembra nella sua ferra connessione appunto una struttura di totale difesa. È interessante osservare come già appunto la questione che aveva riferito Duccio sull'industria, come l'osservazione è tutta sul manufatto nella sua totale compiutezza, no? In realtà le 1000 pene, i 1000 pezzi erano all'origine di questo monumento, no? Ma quello che è l'effetto finale e la vista che è una dimensione unitaria come fosse scolpita di un solo impulso, no? Cioè, in qualche modo l'opera d'arte per Morasso travalica, trascende appunto tutto quello che è l'elaborazione della costruzione e compare in una visione unica e compatta, e per di più come un esempio di scudo della fede, di trionfo di una forte idea. Sul rapporto col cristianesimo di Morasso è un rapporto appunto che poi vedremo, nel senso che
ovviamente non c'è nessuna simpatia per il cattolicesimo e il cristianesimo, ma la dimensione del Cristo e della dimensione di un evento così radicale, di una nascita, di un evento unico epocale, è un qualche cosa che l'ha sempre intrigato, come poi vedremo. Poi ci sono i reportage, per esempio, calabresi, quelli calabresi che sono duplici. Da un lato c'è a Soveria Mannelli una tremenda locanda, no? Vedete, due giovinotti mi trascinano in un antro, c'è anche proprio un'esibizione dell'io, del reportage diretto che non abbiamo dalle altre parti. Finalmente sono al riparo, cioè la vettura è al riparo. Viene la locandiera che mi promette l'ospitalità per la notte, la seguo nella sua bottega dove il tanfo mi dà la nausea, il sudiciume di due cucce di stracci mi fa inorridire. Qui mi si annuncia che la camera c'è, ma che io devo condividere il giaciglio con altre 4 persone. Senti i capelli rizzarmi sul capo, meglio finire in fondo a un burrone della Sila che rimanere in quel lezzo, no? Goethe 150 anni prima sarà più tollerante nei confronti delle non ottime locande siciliane, no? Però invece subito dopo a Nicastro la situazione è completamente diversa, un altro volto della Calabria, no? Non ho mai visto più dignitosi e nobili viandanti, già la parola nobilita i personaggi, tutti a cavallo, uomini, donne e bimbi, e su carretti rossi scarlatti, delle ruote alte e sottili, dei muli mitrati come satrapi persiani. Gli uomini sono vestiti in nero con giubbetti corti e attillati e pantaloni corti fino al ginocchio, no? Le donne abbigliate di nero, una testa sviluppata, no? Sembrano austere sacerdotesse, no? E qua appunto l'osservazione su il vestito indigeno trasmesso identico di generazione in generazione. Qui è l'altro aspetto di Morasso, perché da un lato c'è il cantore della modernità, della radicalità, della trasformazione, ma dall'altro lato c'è anche l'impulso appunto della dimensione originaria, della dimensione atavica, del richiamo dell'identità. E l'identità e qua fa un riferimento che sono molto più belli i vestiti indigeni calabresi, come vedete, dei tagli, ecco così è molto meglio, sì. È il vestito locale trasmesso identico da generazioni. Ora, come avviene che questi vestimenti di origine spontanea, formatisi sul luogo senza il soccorso di alcun artefice, di alcun tecnico, ma soltanto a seconda del semplice gusto della razza, siano così maestosi, abbiano una linea così nobile che conferisce tanta dignità all'atteggiamento umano, mentre i nostri abiti, tagliati dai famosi sarti di Londra, sono tanto goffi e ineleganti, le toilette delle signore in cui si prodiga la fantasia dei somi couturier di parigini siano tanto ridicoli e assurdi, prive di linea di stile, come i variopinti e mirabolanti costumi dei selvaggi. Evidentemente l'abito nobile di stile non può essere artificiale, non può essere il prodotto arbitrario di un capriccio o di una moda estranea, deve essere invece il costume locale. Ecco, e qui appunto è lo stesso discorso, poi vedremo, riguarderà appunto poi le montagne. E, finendo invece la dimensione del viaggio, della dimensione meccanica, con la macchina naturalmente c'è l'aereo, che comporta anche l'aereo, c'è tutto un atteggiamento come al di là della meccanica c'è l'interesse sociologico di come questo cambi il modo di vivere, no? E in particolare nell'aereo l'interesse appunto di quello che rimane a terra, no? Sull'animazione dell'hangar. Come vedete, la norma di tale animazione non è che il provvisorio all'improvvisato. L'hangar è officina, è gabinetto di invenzioni, dormitorio e salotto di ricevimento. Il conoscente incontrato per caso diventa il socio, l'aiutante meccanico di onore si trasforma in cliente, il cliente in agente, il giornalista con cui si è scambiato una parola o un procuratore di affari, e la ragazza con cui si è scambiato un sorriso l'amante e la compagna indivisibile. La più lauta partecipazione alle rendite dell'esercizio. È il mondo di domani che in via di formazione non ha tempo da perdere né calma per scegliere. No? E di nuovo un'altra osservazione è questa, per esempio, automobili, canotti, aeroplani sulla Costa Azzurra, sul fatto appunto che come la strada tra Nizza e Monte Carlo in 5 anni abbia moltiplicato la frequenza dei veicoli, no? E poi da qui la riflessione sulla nuova modalità di fare turismo e di fare vacanza, no?
E lui dice, vedete, perché si fa così? Perché tanta irrequietezza febbrile? Per riposarsi. Ciò mi dimostra quanto sia falsa l'affermazione che la vita quotidiana sia divenuta ora intollerabilmente tormentosa, agitata, quasi frenetica. La vita abituale, la vita degli affari, non è mai stata tanto mansueta e uniforme, tanto sedentaria, pacifica e monotona. Tant'è vero che noi non sappiamo concepire il riposo e il divertimento se non sotto forma di una fuga perenne e celere, no? Della dinamica del movimento nelle macchine. Le catastrofi, il terremoto di Messina. Ecco, qui la pagina è quella appunto dove è arrivata Messina, è una pagina appunto come spesso in lui, come la pagina appunto sulla morte delle capacità notevoli. Guardiamo soltanto questa quota finale, nel senso che Morasso avverte appunto di nuovo un'altra scossa di assestamento, no? Un urlo di sgomento si leva intorno a me, un urlo inumano. Sento il suolo che traballa, che sussulta seccamente, bruscamente sotto i miei piedi. Mi sento stordito. Provo l'impressione tutta fisica di un immenso ribrezzo. Poi mi pare che le mie nozioni si sconvolgano, come si sconvolge il suolo. Quel delirio terrestre deve essere strettamente collegato al delirio umano. Strepiti di vetrate infrante, di muri cadenti vengono di lontano. I soldati impugnano il fucile. Contro chi? Una volta ancora l'invisibile terrore, il gran soffio del mistero mortale è passato. La notte è serena e limpida, la luna è brillante nel cielo e si rispecchia lattea nelle onde. I peroscofi si dondano tranquilli e silenziosi sull'acqua, le navi da guerra proiettano fasci luminosi sugli avanzi diroccati della palezzata, suscitando visioni fantastiche. Le case sembrano trasparenti, la luce passa al di là, perché sono solo muri, sono soltanto immagini. Tra l'altro questa immagine diversa della casa distrutta dove trapassa la luce, no? Questa volta sotto un bombardamento, è un'immagine che poi si troverà appunto nei fuochi fatti di Sbarbaro, diversamente. E invece questo articolo così cruciale su Avanti Poeti, 1911, che comincia ironicamente, c'è una grande carestia, ma insomma in questo nostro mondo moderno mancano i poeti non ci sono soltanto degli amministratori, no? Sanguinetti l'ha già osservato e sintetizzato, però è bene dargli la parola come la grinta appunto espressiva di uno scrittore notevole e anche la sua capacità di essere cattivo, no? Ognuno si è fatto nella poesia il suo angusto mestiere. Ada Negri fa l'umanitaria e sentimentale, pronti in ogni riga a liquefarsi per il prossimo straccione, avendo gusti e spirito improntati dalle più limitate convenzioni borghesi, perché questo è il suo genere. Dal Guglielminetti fa probabilmente con la stessa sincerità e passione la lussuriosa, anche lei perché ormai è il suo articoli. Pascoli, quando non fa il bucolico virgiliano, fa il passero, per l'innocente passatempo di quella commissione che ogni anno al concorso gli conferisce la medaglia destinata al miglior componimento di verseggiato latino. Ognuno ha pertanto la sua piccola specialità, di cui custodisce gelosamente il privilegio e l'esclusività, che ripete, riproduce periodicamente, che rivendugliola industriosamente, cercando di entrare nel miglior guadagno, visto che ha avuto la forma e che ormai è la sua clientela abituale, no? Poi parla appunto del futurismo, e lui, che è stato appunto il progenitore della meccanica futurista, non ha nessuna fiducia, nessuna simpatia del movimento, no? Nel senso che, come vedete subito, la meccanica, ad esempio, deve sostituire la mitologia, la locomotiva, l'automobile e l'aeroplano devono prendere il posto dei titani di Ciclopi, di Eolo e Icaro, Cocchio Solare e Cavallo di Orlando. Il Coq sarà invocato invece del ceppo secolare, la ghisa fusa invece del marmo pari. Il manifesto futurista suona così. Tuttavia il Marinetti, in specie qualcuno dei suoi seguaci, non vanno giudicati alla stregua di queste formali esorbitanti esteriori che hanno lo scopo di suscitare un po' di chiasso nel mondo borghese. No, Marinetti di più e meglio, però dopo tutta una serie di riferimenti dei poeti francesi cui Marinetti è legato, come vedete, le ultime 3 righe di questo passo, Marinetti, che pur lo vogliono, appartiene alla stessa compagnia di D'Annunzio,
e di assai più vicino a lui di età e dovrebbe accostarsi a lui per temperamento d'arte, viceversa si ricongiursi al primo iniziatore a Rimbaud, no? E poi va avanti dicendo, ma ormai decadentismo, simbolismo sono cose in cui sono passate. Insomma, in sostanza, la vera novità è Gozzano, sono i colloqui di Gozzano, no? E dice, Gozzano è capitato a proposito perché appunto magari in questo momento appunto occorre un nuovo passo e quello che gli piace di Gozzano, lui capisce subito, è la dimensione, come lui dice, qua in queste ultime 3 righe di questa pagina, la semplicità borghese del suo canto, che del resto risuona ben corretto ed esperto delle varie regole, non è un'anticipazione spontanea perché fa riferimento a Maeterlinck e Jean di Francia, egli, se la parola è lecita, è uno filisteo voluto. Vuole apparire dimesso e semplice, vuole far mostra di interessarsi alle cose vecchie o neglette, cerca di sfoggiare questo suo attaccamento per gusti e modi provinciali disusati, ma vuole altresì che si capisca che per un suo bizzarro capriccio che gli sente queste preferenze. Gozzano non è sincero in umiltà, non è uno schietto poeta di provincia o di paese, di piccoli ambienti familiari, di goffi mobili domestici. Quanto si mostra tale, tanto più sembra che dica, vedete, io mi occupo di queste cianfrusaglie, di queste mie piccolezze per un mio talento, per non fare come gli altri, perché so discernere questa bassa mercanzia, so discernere appunto questa avete visto il grano di bellezza e poesia, ma io però ne comprendo il valore, sommetterle alla giusta classifica, so fare il filisteo appunto perché non lo so. Il Gozzano appare tutto preoccupato dello studio di insistere continuamente sulle cose più comuni per togliersi gli stessi il più possibile dal comune per distinguere. Ma badate bene che con tutto questo si tratta di taluno che sa l'arte e la lode non è piccola. E la conclusione poi è questa, no? Che praticamente la poesia del futuro, possiamo andare, ecco, la sola poesia sincera del tempo nostro può essere una poesia di parossismo in atteggiamento dinamico dello spirito o una poesia romantica e sentimentale in un atteggiamento di depressione e di riposo. Questo nel 1911. Se si pensa che 2 anni dopo, da un lato abbiamo i canti orfici di Campana, che potrebbero descriversi nel primo gruppo, e Pianissimo di Sbarbaro, che nel secondo gruppo, vediamo appunto come le chiavi di possibilità che Morassi individua, lo diceva già Sanguinetti, al di là appunto di Gozzano e Marinetti, siano quanto mai, come spesso capita nelle sue parole, appunto, come dire, profetiche. Qui sono molto divertenti le caricature che ci sono tratte da poesia, dove l'unico in fotografia piena, vedete affiancati Marinetti disegnato e invece in fotografia Gozzano e la Guglielminetti. E infine il morasso, dicevo, domestico, no? Nel senso che, vi avevo detto, alle porte della società è la ricerca della scuola per la figlia che ha 5 anni, per questa Evelina, che diventerà poi una delle ultime amanti di D'Annunzio, l'ultima Clematide frequentando, diventata contessa Scapinelli, frequenterà il Vate a Gardone dal 36 al 37. Non so con quanta soddisfazione del padre. Dove la prima osservazione che fa Morasso dice, vabbè, prima prova con una scuola pubblica. Vedete, era una concessione alla democrazia egualitaria. Potevo ben fare questo sacrificio per il vantaggio della mia prole. Le scuole private, le scuole delle congregazioni sono un avanzo di barbarie, non vi è che il comune che sappia insegnare. Le scuole comunali sono veramente moderne. Questa poi mi era stata indicata come il modello del genere. Però appunto una prima verità mi fu rivelata, perché entra che una scuola che nello stesso tempo un principio di buona amministrazione pubblica. Quando un edificio non serve più a niente, quando è inabitabile, lurido, cadente, se ne fa una scuola comunale. Allorché fui al di fuori, si dileguò l'oppressione di quell'abitura, pensai che forse io mi ero lasciato dominare dai nervi, che quella era un'eccezione, una brutta eccezione senza dubbio, ma che per un caso solo disgraziato non bisognava disperare di tutti. Entri in una scuola moderna, nel primo Novecento ne facevano, come sappiamo. Ma lui vide subito che però c'è un problema.
E vedete, dovendo costruire un edificio per una scuola moderna, non si fa far meglio che rifare addirittura ciò che è stato nel Medioevo l'antecedente della scuola, il chiostro. La scuola ha tratto la sua origine dal convento, ma questa non è una ragione sufficiente perché il collegio moderno continua a essere il chiostro. La libertà e il senso dell'aperto della vita, la letizia delle costruzioni snelle, leggiadre e chiare, l'allegrezza dello spazio senza barriere, delle piante e dei fiori, la varietà divertente, la piccolezza gaia, l'ordine architettonico capriccioso e spensierato che devono ritrovarsi in un edificio destinato a sede dell'infanzia, non la tetraggine e la malinconia della clausura, non lo sgomento dei luoghi troppo ampi, degli angoli non illuminati, dei saloni smisurati dove il bambino si sente perduto, non la monotonia di un ordine compassato, non la solennità austera che schiacciano. Poi si rivolgerà anche a una scuola inglese, anche questa non soddisfatta, perché la Miss Cutler gli dice che appunto lei crede nell'umanitarismo della religione e quindi lui trasecola da tutto questo. Qui abbiamo invece il reportage dell'infanzia infantile, la signorina di casa, che sarebbe Evelina, la bambina lì in un orto a Cartosi, e poi la famiglia Morasso, e poi il Natale dei bambini, dove Morasso appunto prima racconta la realtà di un Natale alto borghese totalmente consumista, dove appunto c'è la violenza di scartare i regali, no? Vedete, l'esposizione deve essere completa, l'albero tutto sfolgorante di fiammelle, qui bambole, arlecchini, le scatole con i giochi di abilità e pazienza, la tavolozza, i giocattoli meccanici, locomotive, vagoni, pompe, dinamo, automobili, barche, corazzati, aeroplani dirigibili, trombe, soldati, fucili, sciabole, palloni, tamborelli, diavoli, poi mucche, agnelli, cavalli, ciuchini, alberi, casette, pastori, tutto un mondo in miniatura, anzi il mondo stesso visto col cannocchiale a rovescio o usa una prospettiva un po' più alta. Ma gli invitati sono arrivati, non si aspetta più alcuno, avanti, comincia l'estrazione dei regali, finalmente è giunto il vostro momento, ecco, squarciate, lacerate, rompete, è un po' quello che fanno anche i grandi con un po' più di circospezione, per paura delle conseguenze. Poi subito dopo, invece, è riferimento, ma Natale è anche la nascita di Gesù. È stato un altro mattino, lontano dai secoli, che il mondo, ai suoi insaputa, si è risvegliato diverso. In un angolo meschino della terra, in un angolo romito, silenzioso, sconosciuto dai potenti, lunghi dalle capitali famose, dalle regge, dalle caserme dei templi, delle scuole dei filosofi, eccetera, dai banchi dei reggentari, qui c'è un lungo elenco, che si decidono in un luogo dove non si sarebbe mai supposto, è maturato il fatto nuovo, è germinato l'impulso irresistibile che da quell'istante avviato nel suo cammino ineluttabile doveva rovesciare le leggi e la struttura del consorzio umano. Si rivolge ai bambini: non siate voi altrettanto ciechi, non tenete gli occhi volti all'indietro, protendete le anime sulle immense finestre spalancate verso l'ignoto dei cieli, dei mari e deserti del futuro. Chissà che cosa di nuovo ha cominciato a vivere nel mondo, chissà quale incalcolabile destino è sottoposto in azione, chissà quale filo nuovo di luce congiunge la terra alle stelle. Ecco, questo, diciamo, la dimensione di Cristo è l'esempio del nuovo, no? Dell'inaudito che compare dove appunto non si sarebbe mai detto, e l'invito ai bambini non è tanto di diventare cattolici, ma di essere attenti al germinare del nuovo dovunque esso sussista. E infine una postilla sull'illustrazione italiana, no? È un luogo comune che appunto quando comincia la guerra Morasso poi sta zitto. Non è del tutto vero. Non è del tutto vero perché appunto non è come appunto dice Pieri che nel 15 appunto tutto si chiude, la collaborazione con l'illustrazione italiana continua anche nel 16 e nel 17 e nel 16 e nel 17 certamente non è una guerra che gli piace, per lui così dinamico e veloce, una guerra così lenta, così immobile, così mostruosa è qualche cosa che sicuramente lo disgusta e si astiene dal parlare appunto dell'inutile strage e tra sangue tra fango e sangue, tronco senza gambe, come dice Viatico di Rebora. Tutto questo non vede Morasso, come non vedeva gli operai, eccetera. Però gli interventi ci sono questo per il prestito nazionale, dove lui dice, beh, finanziamo lo Stato, poi ci riguadagneremo. Poi c'è questa preghiera di Natale che esce per Natale del 16, dove torna appunto questo tema particolare del Natale, della nascita di questo tipo,
E poi ci sono ancora nel 17, l'ultimo intervento è il 14 ottobre 17, 10 giorni prima di Caporetto. Dopo Caporetto, significativamente, non ci saranno più interventi sulla guerra. Ma è interessante che questi interventi sulla guerra ultimi sono tutti legati alla dimensione tecnica, a tutto lo sviluppo tecnologico che comporta nella guerra. E a questa osservazione, per esempio, sul grande sviluppo che avrà l'aviazione dopo la guerra, che in questo l'avvenire in cammino della società trasporti aerei internazionali, no? Dove lì dice si stanno facendo tutta una serie di investimenti sull'aviazione, e lui esorta appunto a far sì che anche in Italia ci sia una possibilità di gestire l'aviazione, come poi arriva con la notizia di questa società. La magnifica notizia, concisa e squillante come una fanfara di vittoria, ha suscitato un fremito di sorpresa, orgoglioso entusiasmo, no? Nel senso appunto di nuove velocità raggiunte dell'aereo. No? E di nuovo c'è un articolo che esce sulla lettura, sempre nel 16, dove lui sulla guerra, che quello è un articolo appunto, diciamo, un ultimo articolo teorico di Morasso, su di nuovo la nuova trasformazione della guerra, no? Un nuovo inedito, dalla guerra degli eserciti alla guerra dei paesi. La guerra è dappertutto. La guerra sarà dappertutto, no? Come poi sarà la seconda più che la prima, naturalmente. No? Sarà un destino costante che travalica la situazione militare e riguardi appunto la dimensione così delle dinamiche dei popoli. E come vedete, questo è un frontespizio di Motori, Aereo e Cicli Sport, la rivista che dall'8 alla morte di Morasso lui fa, dove vedete questo è del 35, molto tardi, dove però i motti sono un nuovo mondo e una nuova era, e dove sempre la tensione, certamente lui ormai coniugato e accreditato come un veterano dei giornalisti sportivi, quanto lo richiama spesso il Corriere della Sera, è sempre sul tema velocità, progresso. Grazie. Sì, sì, grazie. Devo dire che questo personaggio è emerso come figura assai complessa. No, E di cui si sa ancora poco, tutto sommato, perché non abbiamo ancora adeguata. Ci sono interventi su questo? Sì, ho trovato molto interessante tutte le comunicazioni, mi è venuta in mente una curiosità. Si sente fino a che punto, cioè se Morasso conosceva il francese e se conosceva bene Apollinaire, perché ci sono degli elementi veramente di contatto forte, per esempio l'hangar. L'hangar è il culto di Apollinaire proprio perché è questo misterioso luogo dove si produce, si crea qualcosa che vola e dove ci sono tutti i lavoratori. E anche la questione di Cristo eliminata, cioè sottratto alla religione, anche se Apollinaire poi ama anche la religione cattolica, ma Cristo come il portavoce della modernità, il siluro, quasi come se fosse un aereo, il siluro che va in alto, che collega la terra al cielo. Quindi quello l'ho visto molto apollinariano, al di là della cosa della guerra. E un altro elemento, nel momento in cui fa il viaggio in automobile e descrive tutto il percorso in automobile, mi è venuto in mente, mi pare che sia del 6, però non ci ho guardato, avrei dovuto guardare sul cellulare, la 628,8 di Mirbeau, che è l'esaltazione della macchina. Lui si compra la macchina più bella, fa un giro in macchina col suo cane che è il più bello, e la struttura della narrazione è affidata proprio alle soste che fa in macchina e a quello che vede. Non gli interessa altro se non come fosse una scrittura fotografica. Io vado in macchina, c'è una certa velocità, vedo le cose in velocità oppure mi fermo, le vedo lentamente.
Quindi ho visto rapporti con questo inizio, e senza contare che anche l'aspetto del nazionalismo, del ritorno al nazionalismo e vedere con disprezzo sia il pannassianesimo che il decadentismo, eccetera, è esattamente lo stesso processo che c'è in Francia a partire dalla metà degli anni 90, perché c'è il rifiuto, il ritorno indietro, il senso del nazionalismo, quindi moltissimi accostamenti sono possibili. Non so in che misura Morasso poteva essere consapevole di affidarsi anche a una moda d'oltralpe. Lui senz'altro le conoscenze di letteratura francese le aveva certamente. Ora che conoscesse Apollinaire non saprei dire. Sicuramente lui infatti è l'unico credo che faccia in Italia un articolo, un necrologio articolato sulla morte di Mallarmé nel 98, cioè diciamo su Iride. Non ne conosco altri. E lui ha sicuramente una conoscenza, infatti, di tutti i francesi che cita a proposito di Marinetti, li conosceva certamente. Su Apollinaire non saprei, io penso che siano più tangenze a quel livello lì, perché sì, Langer, sì, ma sai, avevano... sì. Sì. Ci sono altri interventi? La mia domanda è: ci sono informazioni sulla sua biblioteca, per esempio, che potrebbe in qualche maniera, non dico rispondere, ma dare delle suggestioni? No, che non... Prendi la... No, nel senso che non, lì lui aveva soltanto questa figlia, però appunto loro hanno mantenuto per esempio la casa a Varazze, questa villa che era appunto a Aspera, quindi nella zona del cimitero, dopo il cimitero di Varazze, fino agli anni 70. Io ho conosciuto una nipote di Morasso, la figlia della figlia, 30 anni fa a Roma, e che aveva appunto, però non avevano libri, avevano qualche cosa, avevano tutta una serie di telegrammi di D'Annunzio a sua mamma, che appunto che erano lì spoggiati sul tavolo. E aveva appunto dei quadri di quel pittore Müller che fa le sinfonie luminose. Il primo esordio di Morasso è questo libro con Gino Borzaghi, che poi diventerà un presidente della Cassa di risparmio di Genova degli anni 30, Sinfonie luminose, scritto a quattro mani con queste illustrazioni di Müller, che però non avevano nulla. Ma la vita della figlia deve essere stata molto avventurosa e così vispa, quindi non so come siano finite le cose. Quella signorina che teneva in mano quegli uccellini, quella bambina così carina, poi appunto. Bene, se non ci sono altri interventi, vi ringrazio. Vi dico solo che non la settimana prossima, ma quella ancora, ci sarà un convegno su Montale, su Bianca Montale, sì, chiedo scusa, io lo davo dal di dentro, su Bianca Montale, sempre coordinato e curato da Stefano Verdino. Comunque potete andare sul sito dell'Accademia e essere informati in maniera adeguata sul calendario delle nostre conferenze. Grazie ancora, buonasera.